straordinaria di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. Si parte come sempre puntuali alle 12, come siamo abituati a fare ormai da un anno a questa parte. Staremo insieme fino alle 14.30, anche oggi alle 12.30 è convocato il punto stampa del governatore Zaia, quindi ovviamente passeremo a lui la parola per la diretta. È presente questa volta anche la dottoressa Russo e forse anche la presidente dell'Istituto Zooprofilattico. Probabilmente si parlerà di varianti. E a proposito di varianti abbiamo un'ultima ora che arriva da Roma, perché è partita una nuova indagine rapida, quick survey dell'Istituto Superiore di Sanità, per stabilire una mappatura sul territorio italiano del grado di diffusione delle varianti, la inglese, brasiliana e sudafricana. L'indagine è coordinata con il supporto della Fondazione Kessler. Come seconda nota, l'ANSA riferisce che questa indagine ha suddiviso il paese in 4 macro aree: nord-ovest, nord-est, centro e sud. Il numero dei campioni per ciascuna regione è definito in base alla percentuale di casi notificati al 16 febbraio 2021, che ascrivono al Veneto la bellezza di 64 casi in cui è stata riscontrata una variante. Io saluto e ringrazio il nostro primo ospite, il senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi, per essersi collegato con noi. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Eccolo, so se vedete la grafica alle sue spalle, ma Ferrazzi si trova in treno, ce lo conferma? Sì, quindi è in viaggio. Sono in treno. Allora, grazie. Sto tornando adesso da Roma dopo il voto di fiducia di ieri. Esatto, allora voto di fiducia del Senato con questi 40 no che sono arrivati, con una buona percentuale del Movimento 5 Stelle. Oggi alle 18 la fiducia sarà chiesta alla Camera. Allora, ma partiamo subito dalla notizia che è quella di oggi, il caso che lei comunque ha commentato anche sui nostri notiziari di ieri, legato all'approvvigionamento di vaccini. Allora Ferrazzi, c'è un'indagine, un fascicolo aperto a Milano, addirittura dall'Europa si ipotizza, è arrivato l'alto là, all'acquisto in autonomia di vaccini per ipotesi truffe. Lei ha chiesto chiarezza oggi al Veneto. Beh, come minima chiarezza, perché veda, io sarei il più felice del mondo se il Veneto riuscisse a procurare dosi di vaccini aggiuntivi, perché in un momento di pandemia come questo una dose in più è sempre benvenuta, ben gradita. Quello che però va chiarito è un po' quello che sta avvenendo in questi giorni dal punto di vista mediatico e dal punto di vista della regione. Io ho partecipato l'altra sera a un dibattito molto interessante, molto ben fatto dalla vostra emittente televisiva, in cui il presidente del Consiglio regionale del Veneto Ciambetti raccontava che l'azienda Zero era all'avanguardia e che questo consentiva l'acquisto appunto al di là di quanto era previsto dell'acquisto del governo. Ma in realtà è stato smentito su tutta la linea. Ieri è stato smentito dall'Unione Europea, che dice attenti, siamo pieni di truffe in giro per l'Europa. È stato smentito dalla stessa Pfizer, che è l'azienda di cui Zaia ha parlato in questi giorni, la quale con una nota ufficiale ha spiegato che non vende intermediari, non vende a privati, ma direttamente ai governi. D'altro canto sarebbe abbastanza, come dire, strano che una singola azienda Zero del Veneto, costituita da poco, riuscisse a raggiungere un patto di acquisto con aziende di questo tipo più di quello che riesce a fare Biden negli Stati Uniti. Voglio dire che ieri il sindaco di San Francisco ha dovuto chiudere dei punti di vaccinazione perché le dosi non arrivavano. Ma siccome non si può scherzare con la salute dei cittadini, io chiedo chiarezza e trasparenza. Dopodiché, se c'è la possibilità di fare ieri con il Ministro della Salute in questa direzione, dobbiamo togliere bandierine logiche e lavorare tutti insieme per la salute dei cittadini. Lei ha fatto da tramite ieri con il Ministro della Salute Speranza, che insomma pare aprire, no? Cioè, qualora vi fosse davvero la reale possibilità per Pfizer di mettere a disposizione un nuovo numero di dosi rispetto a quelle già all'interno dell'accordo con l'Unione Europea, insomma ben venga, no? Questo nuovo canale. Guarda, il Ministro l'ho trovato molto interessato a tutte quelle che possono essere soluzioni per la salute dei cittadini e in questa direzione noi ci dobbiamo muovere con grande determinazione. Ora c'è un nuovo governo, l'abbiamo votato ieri la fiducia, il Presidente Draghi ha detto che mette ovviamente al centro della progettazione di governo esattamente questo e anche l'acquisto dei vaccini.
c'è una mobilitazione internazionale affinché questo avvenga, dobbiamo unire le forze perché la salute dei nostri cittadini viene prima di tutto. Senta Ferrazzi, non c'è un po' anche qui il sospetto che anche Pfizer non abbia detto tutta la verità, perché sicuramente avrà una capacità produttiva, insomma, se no altrimenti come si spiega che certi paesi come Israele piuttosto che Gran Bretagna siano riusciti a vaccinare, stiano davvero camminando, correndo veloce sulla campagna vaccinale? Non c'è il sospetto che ci possa essere una falla anche con quell'interlocutore? Guardi, qui stiamo parlando dell'azienda leader al mondo della farmaceutica, quindi non stiamo parlando con un'azienda artigianale più importante, diciamo, di una piccola cittadina. Ed è chiaro che in questa direzione ci deve essere una grande forza dell'istituzione pubblica che si mette a contrattare. È per questo che non era possibile lasciare i singoli stati e le singole regioni alla trattativa, perché sarebbero saltate tutte le garanzie per i cittadini. Il fatto che l'Unione Europea si sia mossa unitariamente per 27 paesi d'Europa è una garanzia sul prezzo e sugli approvvigionamenti. Quello che dicevo prima però riguarda non solo la difficoltà, diciamo, per i singoli stati, ma riguarda anche gli Stati Uniti d'America. Biden ha dovuto dire che quello che aveva promesso, 100 milioni di vaccinati in 100 giorni, non lo potrà fare perché non ha dei vaccini a sufficienza. Io sono per una trattativa molto dura con le aziende farmaceutiche. L'ente pubblico, l'istituzione pubblica deve fare valere il proprio potere a garanzia di cittadini, utilizzando tutte le levi giuridiche del diritto internazionale e del diritto privato che esistono, sulla possibilità per esempio di utilizzare anche nella garanzia del brevetto la produzione in campo locale. Anche perché c'è un po' il rischio che accada quello che era successo con le mascherine, no? La figura degli intermediari è sempre una figura dubbia, adesso cercheremo un po' di capire, di avere dei chiarimenti anche in questo senso. Senta Ferrazzi, cosa le è piaciuto di più del discorso di Draghi? Ha detto tante cose, più di 50 minuti di discorso, ma insomma come senatore del Partito Democratico che cosa ha apprezzato di più del discorso di Draghi, che poi probabilmente replicherà anche oggi alla Camera? La sobrietà, l'uso centellinato delle parole, l'assenza di demagogia e anche la nettezza, perché Draghi ieri ha stabilito un campo molto serio, molto secco, ha stabilito un confine, come giusto che sia, perché è un governo che non è solo somma di partiti, ma è un governo politico per la salvezza della nazione, deve però avere un orientamento. E lui ha detto 3 parole chiavi che sono atlantismo, cioè ritorno a un rapporto privilegiato con tutti i governi, gli stati che nella tradizione hanno a cuore la democrazia liberale, quindi i diritti civili e i diritti politici. Ha detto europeismo, perché ha detto che gli europeisti di fatto sono i patriotti, che poi è stato anche il senso del mio intervento appunto ieri nell'aula del Senato a nome del Partito Democratico, e ha detto che solo nell'Europa l'Italia si può salvare. E dunque ha detto che l'euro per esempio è irreversibile, rispondendo indirettamente a quello che aveva detto Salvini solo il giorno prima, e che dobbiamo procedere nell'integrazione europea. E poi ha parlato di ambiente, di transizione ecologica. Ecco, queste sono esattamente le grandi sfide del futuro. Io sono andato naturalmente subito a congratularmi e facendo una battuta gli ho detto dov'è che firmo, perché devo dire che mi sono ritrovato davvero a pieno in questa impostazione di fondo molto seria, poche chiacchiere, tante azioni per i cittadini, le imprese e le famiglie. Tra l'altro oggi è uscita anche questa notizia interessante che la portavoce, il capo ufficio comunicazione di Draghi ha anche dichiarato ai giornalisti parliamo solo quando c'è qualcosa da comunicare, quindi niente social, niente Twitter, probabilmente sarà il governo meno social degli ultimi tempi. In ultima battuta le chiedo un commento sulla Costituzione. Meno social e più sociale, meno social, più attaccato alle questioni vere. Draghi ieri in 10, 12, 13 ore è stato al Senato, siamo stati seduti dalle 10 appunto della mattina alle 23 di sera, non ha mai usato il telefono, è stato ad ascoltare e prendeva appunti. E quando siamo andati a parlare abbiamo approfondito le questioni che per esempio avevo posto. Questa è una questione di serietà. Ultima battuta, dov'è finito il MES, Ferrazzi? Questa è una buona domanda. Dov'è il MES, esatto, che ha fatto cadere il governo?
Sembrava fosse l'elemento centrale senza il quale il governo non sarebbe potuto partire e in realtà adesso non ne parla più nessuno. Dopodiché rimane tutto il tema della sanità. Io credo che si debbano mettere moltissime risorse per la sanità pubblica, per la sanità di rete, per la medicina di base, a sostegno degli ospedali, a sostegno dei medici. Insomma, su questo va fatto assolutamente un grandissimo lavoro tutti insieme. Grazie Andrea Ferrazzi, le auguriamo buon viaggio e insomma vediamo un po' di capire se anche oggi dal punto stampa ci saranno delle novità in merito a questo approvvigionamento di vaccini e, insomma sono tutte notizie che stiamo attendendo. Grazie e buona giornata. Grazie a lei, arrivederci, buona giornata a tutti. Arrivederci. Allora, abbiamo anche molte notizie di cronaca da darvi, però prima di tutto vi facciamo sentire il servizio realizzato ieri dalla redazione di Treviso proprio sul discorso, quello di cui abbiamo appena parlato, di Draghi al Senato, i punti forti di questo discorso che di fatto saranno replicati anche oggi alle 18 quando Draghi incontrerà la Camera e potremmo poi fare un passaggio anche sulle varianti, un altro grande tema della giornata di oggi. Oggi noi abbiamo, come accadde ai governi dell'immediato dopoguerra, la possibilità, o meglio la responsabilità, di avviare una nuova ricostruzione. Ogni spreco oggi è un torto che facciamo alle prossime generazioni. Al Senato il neopresidente del Consiglio, Mario Draghi, paragona la nuova compagine di governo alle forze che nel secondo dopoguerra, pur distanti ideologicamente, lavorarono per ricostruire un paese devastato. La priorità è affrontare la pandemia che nelle regioni più colpite ha abbassato l'aspettativa di vita anche di 4-5 anni. Non era mai accaduto che si riuscisse a produrre un nuovo vaccino in meno di un anno. La nostra prima sfida è, ottenute nelle quantità sufficienti, distribuirlo rapidamente ed efficientemente. Il Premier tocca a più riprese la questione ambientale e ripropone il tema della riorganizzazione del calendario scolastico. Non solo dobbiamo tornare rapidamente a un orario scolastico normale, anche distribuendolo su diverse fasce orarie, ma dobbiamo fare il possibile con le modalità più adatte per recuperare le ore di didattica in presenza perse lo scorso anno. Aggiungendo che vanno incentivati gli istituti tecnici, il mondo del lavoro dovrà cambiare. Il governo dovrà proteggere i lavoratori, tutti i lavoratori, ma sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche. Alcune dovranno cambiare, anche radicalmente. A pagare il prezzo più alto sono stati i giovani, le donne e i lavoratori autonomi. È innanzitutto a loro che bisogna pensare quando approntiamo una strategia di sostegno delle imprese e del lavoro. Nessun accenno all'autonomia delle regioni. Euro scelta irreversibile, dice poi Draghi, che apre quindi la pagina della riforma fiscale. Va studiata una revisione profonda dell'IRPEF, con il duplice obiettivo di semplificare e razionalizzare la struttura del prelievo, riducendo gradualmente il carico fiscale e preservando la progressività. Funzionale al perseguimento di questi obiettivi sarà anche un rinnovato e rafforzato impegno nell'azione di contrasto all'evasione fiscale. Il finale è un'invocazione a lavorare tutti nella stessa direzione. Oggi l'unità non è un'opzione, è un dovere, ma è un dovere guidato da ciò che sono certo ci unisce tutti, l'amore per l'Italia. Draghi incontra i deputati, noi ci colleghiamo subito con la nostra Chiara Gaiani. No, ditemi voi regia quando c'è, perché c'è stato un incendio dei rifiuti, incendio in una discarica a Tombola. Abbiamo la nostra inviata sul posto per avere delle informazioni. Riusciamo a parlare con Chiara? Fatemi sapere. Allora, dovremmo collegarci con la nostra Chiara. Intanto io vi do un'altra notizia di cronaca, perché c'è stato un altro incendio. Questa volta andiamo a Campolongo, vediamo se riusciamo ad avere le immagini anche dell'incendio di Campolongo, dove sono intervenuti i vigili del fuoco questa mattina intorno alle 6:15. Siamo a Villa Campolongo Maggiore per l'incendio di un bar. I gestori del locale e un lattante che si trovavano al piano superiore sono stati bloccati dal fumo e sono stati evacuati con le squadre e con le scale. Le squadre di pompieri sono arrivate da Mira, Mestre e Piove di Sacco, 2 autopompe, un'autobotte, l'autoscala e 14 operatori. Vedo collegata intanto la nostra Chiara, appunto per l'incendio invece di Tombolo. Chiara, buongiorno.
Eccoci. Buongiorno Anna e buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, siamo a Tombolo, per la precisione in via Sant'Antonio, all'interno della zona artigianale, e quello che si vede alle mie spalle, ma poi cercherò di farvelo vedere meglio, è proprio il capannone che è andato sostanzialmente semidistrutto nell'incendio di residui di materiale plastico, un incendio di natura accidentale che è partito più o meno intorno alle 8:30, scusate, di questa mattina, ed è stato causato da una scintilla all'interno di un nastro trasportatore di una macchina che stava lavorando e triturando la plastica. La scintilla è finita, pensate, dritta dentro al capannone, causando l'incendio. Immediato è stato l'intervento prima degli addetti dell'azienda. Questa è un'azienda privata, il proprietario ovviamente ci ha autorizzato a essere qui nel posto dove siamo, all'interno di una zona artigianale dietro il centro di raccolta, l'ecocentro del comune di Tombolo. Prima appunto abbiamo detto l'intervento degli addetti della ditta, poi l'intervento fondamentale e prezioso come sempre dei vigili del fuoco. Sono una ventina i pompieri che hanno lavorato qui, arrivati da Cittadella, da Castelfranco e da Padova. Un incendio complicato dal fatto che alle spalle del capannone c'era proprio una linea dell'alta tensione. Infatti in questo momento parte della zona artigianale di Tombolo è senza la corrente elettrica. Diamo adesso le buone notizie. Fondamentalmente in questo momento l'incendio è sotto controllo, continua l'opera di smassamento e la ricerca di focolai all'interno del capannone. Sul fronte che si temeva ovviamente di un rischio ambientale è in corso in questo momento il sopralluogo dei tecnici dell'ARPAV, ma le prime notizie sono confortanti. Non ci sono state grosse emissioni in atmosfera, ci sono solo delle leggere alterazioni. Nel frattempo però il sindaco di Tombolo, Cristian Andretta, ha emesso un'ordinanza fino alle 15 del pomeriggio. L'invito alla popolazione di Tombolo e quello anche per quanto riguarda il vicino comune di Cittadella, per la parte sud del comune di Cittadella, fino alle 15 l'invito è quello di rimanere in casa e di non fare attività all'aria aperta. Senti Chiara, tu esattamente, ecco, perché abbiamo visto le immagini, volevo fare, tu incontrerai anche il sindaco oggi, adesso cosa farai? L'ho già sentito il sindaco, sto aspettando in realtà di sentire anche il proprietario, insomma, che ci racconta che cosa è accaduto esattamente qui all'interno. I vigili del fuoco, la maggior parte sono andati via, nel senso che qui veramente la situazione è sotto controllo. Vediamo se riesco a farvi vedere in diretta che cosa sta succedendo in questo momento. Ecco, come vedete sono ancora al lavoro, la nuvola di fumo è ovviamente molto calata, c'è ancora il lavoro appunto alla ricerca di quelli che possono essere degli ulteriori focolai. Grazie Chiara, gentilissima, buon lavoro a te e alla redazione. Grazie. Questa sera vedremo in onda ovviamente il servizio che avrai preparato. Grazie Chiara Gaiani. Noi ora andiamo in pubblicità e poi ci collegheremo con un imprenditore informatico, Alberto Zanol, che ha curato tutta l'implementazione della sicurezza per l'app Immuni, per capire che fine ha fatto l'app Immuni, ma per capire anche questa transizione digitale tanto voluta dal nuovo esecutivo Draghi, dove ci porterà tra poco. Eccoci ben ritrovati, 12:20. Io saluto e ringrazio il nostro prossimo ospite Alberto Zanol. L'abbiamo avuto collegato già precedentemente per parlare dell'app Immuni, imprenditore informatico. Alberto, buongiorno. Buongiorno. Beh, partiamo da qui, visto che noi ci siamo conosciuti proprio perché voi avete verificato, no, la sicurezza dell'app Immuni. Partiamo da qui, cioè che fine ha fatto l'app Immuni e quale potrebbe essere il suo destino con il nuovo esecutivo e soprattutto con un ministro come Colao? L'app Immuni continua a esistere, c'è, funziona. Studi fatti poi in maniera organica e strutturata hanno dimostrato che, per esempio, come è successo in UK, nel momento in cui i protocolli vengono implementati correttamente, l'app è anche utile, perché pare che in UK con 1.700.000 notifiche abbia impedito 600.000 contagi in Inghilterra, quindi di fatto se tutto viene approntato nella maniera corretta il sistema funziona. L'app Immuni credo che sia oggi importante come lo era a suo tempo, perché abbiamo visto che purtroppo la pandemia non è ancora stata sconfitta, in attesa di
dei risultati delle vaccinazioni, credo che sia il caso di mantenere sotto controllo appunto i contagi e quindi il diffondersi della pandemia. Senta Zanolle, quello che ha un po' creato secondo me, insomma, ma non solo secondo me, dei problemi con l'app Immuni è stato questo sistema di notifiche, cioè nel momento in cui io sono positivo chi lo deve comunicare all'app perché poi faccia il suo dovere? È stato sbloccato questo problema? Sì, allora a breve verrà avviato, o meglio l'intenzione poi del ministro Colao è quella di attivare a breve un sistema di notifiche senza automatico, diciamo, quindi senza il passaggio tramite il fantomatico call center che all'inizio doveva essere diviso per competenza nelle regioni, poi per le ASL, poi un unico nazionale. Tutti delle fasi di progetto che evidentemente non hanno dato i risultati sperati e invece pare che si stia andando verso la direzione di automatizzare le notifiche direttamente dagli smartphone delle persone e quindi questo toglierebbe una parte dell'ingranaggio che fino ad oggi è stato quello più carente, ok? Insieme poi alla mancata applicazione dei protocolli da parte delle unità sanitarie e quindi delle regioni. Questo dovrebbe aumentare in modo drastico l'efficienza dell'applicazione e quindi migliorare in maniera sensibile anche l'uso che ne viene fatto. Per parlare con chi insomma, è un pochino meno avvezzo ai concetti e all'uso della tecnologia, come dovrebbe funzionare quindi secondo lei per avere un funzionamento ottimale dell'applicazione? Allora io ce l'ho, scopro di avere il coronavirus, che cosa dovrebbe succedere? Dovrebbe essere intanto possibile da parte dell'utente segnalare in maniera autonoma il contagio nel momento in cui io ho un referto positivo dalla parte dell'ASL. Questo si può fare tranquillamente con un codice univoco che viene rilasciato, è il codice proprio di tracciamento del referto sanitario, quindi toglierebbe la possibilità dei buontemponi o dei malintenzionati, insomma, di comunicare falsi positivi. Io nel mio referto sanitario ho un codice univoco che è riconosciuto dall'ASL e io autonomamente, senza passare tramite un call center o tramite un attore terzo, posso comunicare la mia positività. Si tratta anche qui chiaramente di far leva sulla responsabilità della persona, perché evidentemente se chi è positivo non lo comunica, casca un po' tutto l'impianto della cosa, però questo permette di non dover gestire in maniera inefficiente, come è stato fino ad oggi, tutto il sistema di notifiche che è alla base dell'efficienza dell'applicazione. Quindi secondo lei gli anelli deboli sono state queste troppe mani attraverso i quali passava il dato di positività che poi doveva andare ad essere inserito? Sì, in alcuni casi, esatto, in alcuni casi non erano stati predisposti i protocolli corretti, per cui non si sapeva chi doveva inserire la segnalazione a sistema, i dati non venivano raccolti e trasferiti al sistema centrale, quindi sì, purtroppo nel telefono senza fili si realizzano spesso delle inefficienze. Senta, in un'ottica di un governo che dovrebbe promuovere l'innovazione dei processi, lei ritiene che possa arrivare anche un input da parte del nuovo governo di rendere obbligatoria l'app Immuni? Ci spingiamo forse un po' troppo in là, ma ritiene che possa essere uno scenario credibile? Ma le dichiarazioni fatte a suo tempo dal ministro Colao erano di un approccio un po' più, diciamo, aggressivo, ma nell'interesse chiaramente del bene comune, e cioè rendendo l'applicazione obbligatoria e automatizzando anche una serie di fattori che per il rispetto della privacy o per un eccessivo livello di controllo sulle operazioni dell'app l'avevano resa un'app un po' meno efficace, ok? Personalmente mi aspetto che con il piglio che ha questo governo, anche la nomina stessa di Colao a Ministro della Trasformazione Digitale, ci sia una presa in carico dell'applicazione per renderla uno strumento finalmente efficiente ed efficace. Le misure potrebbero essere appunto quella di automatizzare le notifiche da parte degli utenti stessi,
Bisognerà restare comunque rispettosi chiaramente della privacy, però leggevo qualche giorno fa di un articolo che parlava dell'app esistente in UK. Ci sono anche delle funzioni ulteriori rispetto a quelle italiane immuni, quindi potrebbero esserci delle evoluzioni. Una fra tutte, per esempio, il fatto di registrarsi, e il dato resta nel cellulare, quindi è assolutamente protetto rispetto alla privacy, registrarsi automaticamente nel momento in cui io accedo in un locale pubblico, che può essere un bar, un ristorante o qualsiasi altro esercizio pubblico. Io in quel momento so che la persona, che un domani potrebbe risultare positiva, ha frequentato varie zone, quindi anche riuscire a geograficamente a restringere il campo di relazione dei contatti aiuta evidentemente a fare anche dei mini lockdown selettivi. Se una persona si è mossa in un determinato quartiere, invece di prendere tutto il comune o tutta la provincia, si può limitare l'intervento e renderlo più efficiente e più efficace anche sul singolo quartiere, per esempio. Oppure un'altra cosa dell'applicazione degli UK, cosa che forse è un po' mancata, ma è mancata perché purtroppo appunto l'organizzazione a valle dell'applicazione è stata un po' lacunosa. Una parte dell'applicazione che guida veramente l'utente che riceve la notifica verso un percorso, quindi spiega direttamente cosa deve essere fatto, chi deve essere contattato, in che maniera, quindi anche una modalità un po' più proattiva dell'applicazione nel guidare chi ha ricevuto la notifica o chi è positivo e deve comunicare. Senta, perché diventi davvero un'app di contact tracing, quanta percentuale di download rispetto alla popolazione del paese ci dovrebbe essere? Perché siamo circa intorno al 13% fino adesso? Sono oltre i 10 milioni, che non è poco in realtà come numero. Ricordo che degli studi di Oxford parlavano di cifre inferiori al 10% come già significative. È evidente che tutto il disegno deve funzionare. In UK, per esempio, lo prendo come caso virtuoso, ma in metà del tempo, perché loro sono arrivati dopo l'Italia. L'Italia è stata un'eccellenza in questo caso, siamo stati fra le prime nazioni europee ad avere un'applicazione funzionante e valida. In UK è arrivata molto dopo, ma nella metà del tempo loro hanno avuto il doppio dei nostri download, perché ora sono oltre quota 20 milioni. Perché secondo lei? Perché? Per un senso probabilmente di responsabilità diverso da parte del cittadino, questo sicuramente. In UK non ci sono state resistenze politiche a questo tipo di applicazioni, in Italia invece ci sono state. E immagino anche che sia un fatto di come è stata affrontata anche a livello generale dal primo ministro, che inizialmente ha sottovalutato le criticità, ma poi nel momento in cui ha realizzato qual era effettivamente lo scenario, è stato il primo sponsor effettivo di queste iniziative, fra cui l'applicazione di contact tracing. Quindi di fatto c'è stata una spinta molto forte anche dalle istituzioni per l'adozione del mezzo. Sicuramente una responsabilità maggiore da parte dei cittadini. Insomma, possiamo comunque dire, e ovviamente questa affermazione la troverà d'accordo, che in ogni caso il nuovo ministro all'innovazione, al digitale, potrà cambiare il corso, no, del destino dell'app Immuni nel nostro paese, anche alla luce del fatto che siamo in piena pandemia. Ne parlavamo un anno fa insieme, ma continuiamo ad essere in piena pandemia. Sì, credo che peraltro anche la stessa creazione di questo nuovo Dicastero, di questo nuovo ministero, dica molto chiaramente qual è l'attenzione verso gli strumenti digitali che in generale possono essere utili a tutto, nel senso il contact tracing chiaramente con Immuni è una cosa per gestire un'emergenza sanitaria come oggi, ma strumenti digitali che possono andare dall'innovazione industriale a quella dell'agricoltura, a quella dei trasporti, quindi c'è un'attenzione particolare alle infrastrutture e agli strumenti che possono migliorare ed efficientare il paese. Io ho un'aspettativa molto alta verso il lavoro di questo governo. Sicuramente Immuni sarà una delle cose che verrà portate a compimento in maniera importante.
Allora avremo modo di aggiornarci tra un po' di tempo, parlare e vedere di capire davvero, no, se questa spinta verso la digitalizzazione avrà anche aumentato la partecipazione alla vita sociale dei cittadini, facilitato proprio la vita delle persone, dei processi produttivi come diceva lei. Grazie Alberto per essere stato in nostra compagnia ancora una volta e di averci aiutato a capire un po' di più che cosa sta accadendo con l'applicazione Immuni e che cosa potrà accadere. Grazie. Grazie a voi. Buona giornata e buon lavoro. Altrettanto. Allora, noi siamo in attesa, 12:32, che si avvii, parta il punto stampa del presidente Luca Zaia. Ecco, vede la sala stampa dell'unità di crisi è stata allestita. Allora chiedo alla regia di mandare in onda il servizio dove il nostro collega Cristian Arboit ha intervistato Rigoli per parlare proprio di varianti, per capire quanto la variante inglese sia a tutti gli effetti arrivata anche in Veneto. Allora facciamo il punto con la variante e ovviamente se dovesse arrivare il presidente Zaia fermeremo il servizio e manderemo subito in onda il punto stampa. Andare in cerca delle varianti del virus, l'input del Ministero della Salute subito recepito dalle microbiologie del Veneto sta dando risultati lampanti. Ieri siamo partiti con un test che si chiama pre-screening in biologia molecolare sempre per andare a identificare le 3 varianti, quindi la sudafricana, la brasiliana e l'inglese. Intanto l'inglese l'abbiamo, circola e diciamo che dai primi dati abbiamo una circolazione, per quel che riguarda noi, ma diciamo sono dati preliminari, una circolazione intorno al 20% e quindi elevata. Nessuna traccia per il momento nella marca della temuta variante brasiliana oppure della sudafricana, è l'inglese a imperversare. Abbiamo identificato una trentina di soggetti che hanno la variante inglese con questo test di pre-screening che adesso verrà mandato domani all'Istituto Zooprofilatico, ma che verrà confermato. La notizia buona da un punto di vista diagnostico è che tutti questi pazienti sono passati per il Covid Center e dove è stato utilizzato il test di prima generazione, la famosa saponetta, e quindi questo dimostra che la saponetta becca la variante, intanto la variante inglese e anche probabilmente le altre. Anche le condizioni dei pazienti colpiti sono al momento sotto controllo. Di questi soggetti qui diciamo che pochissimi sono ricoverati. Tra questi c'è un paziente che ha un'età elevata e che comunque non è in situazioni preoccupanti. Fin qui il riscontro oggettivo sui casi attuali, ma Rigoli non si spinge a fare previsioni. Io direi che non conviene sbilanciarsi, perché ogni volta che qualcuno si è sbilanciato nei confronti di questo virus è rimasto fregato, questa è la parola giusta. Quindi io credo che l'atteggiamento sia quello sempre di lavorare tutti in sinergia insieme per cercare di capire che cosa succederà nei prossimi giorni. Sull'efficacia dei vaccini rispetto alla variante brasiliana, infine, Rigoli si limita a spiegare che sono in corso diversi studi. Alcuni dati sono incoraggianti, però aspettiamo come sempre, devono venire fuori i dati, dobbiamo validare, dobbiamo leggere bene i lavori pubblicati e farci un'idea quando si consolidano il numero di pazienti studiati. Ci sono dati confortanti, avete sentito, però i tempi della scienza non sono i tempi del virus, è necessario, come dice Rigoli, avere pazienza per fornire notizie, dare notizie che tutti stiamo aspettando. Vedremo di capire tra pochissimo che cosa dirà Zaia. Intanto a proposito di vaccini, un'altra notizia, sono in arrivo entro l'inizio di marzo 1.772.264 dosi del vaccino AstraZeneca che sarà distribuito dall'esercito già da domani, quanto si apprende dalla difesa impegnata per la distribuzione dei vaccini stoccati presso l'aeroporto di Pratica di Mare Hub nazionale. Nello specifico sono in programma gli arrivi di 547.200 dosi di vaccino AstraZeneca per venerdì 19 febbraio, 754.000 per domenica 28, altri 470.000 per giovedì 4 di marzo. Questo è il timing. Sapete che AstraZeneca è stato autorizzato per la somministrazione anche a soggetti oltre i
55 anni e fino ai 65 anni. Siamo ancora in attesa del presidente Zaia, allora vi faccio vedere le immagini che sono arrivate dell'incendio di Campolongo di questa mattina 6:15, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Villa, Campolongo Maggiore, per l'incendio di un bar. I gestori del locale, un bambino piccolissimo, si trovavano al piano superiore bloccati dal fumo e sono stati evacuati con le scale. Le squadre di pompieri sono arrivate da Mira, Mestre e Piove di Sacco con 2 autopompe, un'autobotte, l'autoscala e 14 operatori. È arrivato il presidente Zaia, allora sentiamo il nuovo punto stampa di oggi. Come promesso, buongiorno a tutti, oltre al Sole Lanzarin oggi c'è un ospite che è la dottoressa Ricci, che è il direttore dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, e ovviamente la dottoressa Russo. Per oggi, ovviamente oggi avevamo detto ieri o l'altro ieri che avremmo invitato le 2 dottoresse per parlare di varianti, di piano di sanità pubblica, di contesto epidemiologico, anche per chiarire ai cittadini che è il senso di queste conferenze stampa, oltre che dare il bollettino, di dare informazioni, no? In questi giorni si parla molto di varianti e per cui penso sia corretto dire anche la versione, diciamo, portare la versione autentica su questa partita. Partirei subito col bollettino, recuperando subito sui tempi in maniera tale che poi ci possa essere più spazio per le dottoresse. Allora, come di consuetudine, i tamponi molecolari sono 3.929.000, 9,69, e i tamponi rapidi sono 2.971.442. Nelle ultime 24 ore abbiamo intercettato 1.042 contagiati positivi, che si traducono in un'incidenza del 3,13% su 33.254 ovviamente tamponi fatti. È un'incidenza sempre bassa, però vi ricordo che dall'1,5-2% siamo al 3%. Lo dico a quelli che pensano sempre che sia iniziata la festa della liberazione, che sia sempre il 25 aprile. Non è così, perché bisogna stare attenti, il virus c'è. Quando tu hai 1.000 persone contagiate in una giornata, è vero che l'incidenza è bassa, ma vuol dire che sono 1.000 persone che hanno contratto il virus. Lo diciamo a quelli che vanno in giro senza mascherina, sono pochi, si contano sulle dita della mano, spesso mi scrivono anche per insultarmi, che voi sapete che c'è un piccolo sparuto club che sostiene che il virus non esiste, che è tutta una messa in scena per far guadagnare schei a tutti e distruggere i cittadini. Ecco, purtroppo non è così, ma lo dico veramente purtroppo. Noi 3.400 ricoverati li abbiamo visti, anche i 440 di terapia intensiva. Il numero di positivi dall'inizio sono 323.888. I positivi oggi calano invece, vi ricordate erano 24.000 2 giorni fa, oggi sono 21.986. Questo è un dato positivo, stiamo comunque calando velocemente, siamo passati dai 100.000 di 2 settimane fa ai 21.000 di oggi. Oggi isolati in Veneto sono 22.000 persone, ci sono sostanzialmente. Altro dato positivo, oggi bisognerebbe leggere al contrario, i dati negativi che sono positivi. Allora, insomma, un altro bel dato, 1.425, perché è un bel dato? Sono i ricoverati totali in Veneto, positivi e negativi assieme, così tradotti 1.425 sono così distribuiti: 1.290 in area non critica, più i 135 in terapia intensiva. Considerate che dei 135 solo 98 sono Covid, quindi 37 si sono negativizzati, e dei 1.290 solo 830 sono Covid. Ovviamente il totale dei ricoverati, come vi ho detto, è 1.425, vuol dire esattamente 2.000 posti letto in meno rispetto al 31 di dicembre. Quindi dal 31 dicembre, dal 1 gennaio ad oggi,
abbiamo liberato 2.000 posti letto, scusatemi. Ovvio che noi dobbiamo fare in modo che questo numero sia un numero che decresca e non sia la base di partenza per una seconda infezione, perché partire da 1.400 come seconda infezione, capite che non è come partire da zero come siamo partiti a inizio ottobre. Quindi questo è il vero tema, cioè si cresce con molta più velocità se ne è in 1.400, va in difficoltà con molta più velocità. I deceduti sono 9.651, purtroppo più 30 nelle ultime 24 ore. I dimessi dall'ospedale ad oggi sono 15.521. Io non ho tante cose da aggiungere. Allora, sul fronte vaccini non ho novità, nel senso che il dottor Flor stamattina l'abbiamo incontrato qui alla Protezione Civile e mi ha detto che è ancora in attesa di risposta. Voi sapete che ha chiesto i bollettini, ha chiesto, ho visto che qualcuno dice Zaia non sa neanche i numeri, certo che non li so perché non l'ho mai voluti sapere, perché penso che l'indirizzo, diciamo, di governo che noi abbiamo dato, che è quello di scandagliare, non debba coincidere con la trattativa, con gli incontri e con la lettura e la disponibilità dei contratti che non ci compete, perché nella pubblica amministrazione bisogna essere anche prudenti sulle cose come si può dire, il rispetto dei ruoli è fondamentale. I tecnici sono pagati per dar corso a tutto quello che è l'aspetto burocratico e noi siamo ovviamente qui per dare gli indirizzi, punto. Noi potevamo dire non approfondire, questo è l'indirizzo, o approfondisci, ma non sta lì ad andare a fare trattative. Quindi mi sembra che dalle ovvietà e dalle cose fatte nella legalità si vuol vendere addirittura l'incompetenza. A me sembra veramente squallido questo. Però al di là di questo, dall'altro invece vi dico che sul fronte dell'infezione oggi ci tenevo in particolar modo a questo incontro perché finalmente abbiamo anche uno spaccato di cosa significhi le mutazioni, quante ne abbiamo, l'incidenza delle mutazioni nelle verifiche, nelle sequenziazioni che sono state fatte, e questo penso che sia assolutamente utile. Considerate che la dottoressa Ricci, proprio su una scelta che ha fatto la Regione Veneto in tempi non sospetti, questo forse ottobre, la delibera di ottobre, in tempi non sospetti, perché adesso qua sono tutti, avete notato il Covid ha i flussi, c'è stato il flusso dei tamponi, c'è stato il flusso di tutti gli esperti delle mascherine, c'è il flusso dei vaccini, c'è il flusso delle mutazioni adesso. Ecco, noi li abbiamo come se preceduti tutti questi flussi, perché quando noi parlavamo di mutazioni era ottobre, anzi già nell'estate. Poi abbiamo fatto il provvedimento ad ottobre, la delibera di ottobre, di fare le sequenziazioni, cioè di raccogliere per ogni provincia. Quindi noi già ci eravamo preoccupati, anche qui sarebbe simpatico e bello che voi andaste a vedere tutte le dichiarazioni a corredo di queste nostre scelte sulle mutazioni e sulle sequenziazioni. Sembrava a tempo perso secondo molti esperti di altissimo lignaggio. Dopodiché siamo arrivati addirittura, lo ricordo sempre, lo ricordavo stamattina, ci siamo fatti gli auguri di Natale alle ore 23:59 del 24 con un messaggio, e c'era scritto abbiamo trovato la variante inglese, e vi ricordate poi il 27 siamo venuti qui in conferenza stampa a dire guardate che c'è la variante inglese, il 26 siamo venuti in conferenza stampa con la dottoressa Ricci e la dottoressa giustamente ha detto una roba troppo importante, no? Abbiamo trovato 3 pazienti con variante inglese in Veneto, non è una roba da nulla. Già c'erano le prime notizie della Gran Bretagna che aveva il Kent con questa recrudescenza importante di infezione che addirittura non si conteneva neanche con il lockdown, vi ricordo, no? Che erano preoccupati, non capivano, all'inizio pensavano in Gran Bretagna che fosse semplicemente negligenza da parte dei cittadini che andassero nei pub e se ne strafregassero, poi si sono accorti che nel Kent invece c'era questa che poi viene denominata variante inglese. Anche lì il 26 noi l'abbiamo presentata sta roba, apriti cielo, è un alibi per giustificare i guai del Veneto, Oggi vediamo che tutta Italia è concentrata sulla variante inglese, ci fa piacere, non ci fa piacere, ci fa dispiacere che ci sia, ma ci fa piacere vedere che avevamo ancora una volta ragione noi, lasciatecelo dire. Anche qui purtroppo voi non fate mai la verifica
perché non avete tempo, mi rendo conto, di tutte le dichiarazioni che hanno fatto gli esperti contro il nostro annuncio del 26 e avreste uno spaccato di quale sia la coerenza anche del mondo scientifico rispetto a questo. La dottoressa Ricci ha continuato il suo lavoro, ha sequenziato più di 500 tamponi, è passata a 5,26 se non ricordo, 5,19 e oggi vi darà la lettura, quanto, come c'è, com'è la situazione, qual è lo spaccato del virus in Veneto, e secondo me è importante, e dopo ci sarà la dottoressa Russo che vi dirà da un punto di vista epidemiologico, in rapporto anche a quello che dice l'ACDC, altro documento importante che dà ragione a tutta la linea del Veneto. Se ne trovate uno che viene qua a dirvi che non è vero, fatevi dire qual è la parte che non è vera. Ma la linea del Veneto di tutti questi mesi rispetto alle attività di sanità pubblica che la dottoressa ha messo in piedi. E non abbiamo condizionato anche le CDC perché siccome si legge che condizioniamo tutti, prendiamone atto adesso. Allora, alla luce di tutto questo, io penso che sia fondamentale sentire appunto le dottoresse. Se avete domande, oppure io passo subito la parola alla dottoressa Ricci. No, nel senso che io sono qui adesso per le domande, se avete domande. Prego. Maria, facciamo un giro veloce e via. Milva Andrioli, TGR Veneto. Sì, perché poi è una videoconferenza, per questo che ve lo dico. Ho ascoltato ieri il discorso del Premier incaricato, più che incaricato, già consolidato, confermato Draghi, le indicazioni per quanto riguarda piano vaccinale e quant'altro. Commento? Penso che insomma ci sia ragionevolezza nell'approccio, no? Nel senso che il buon senso rispetto al tema del Covid, del piano vaccinale e di quello che sono le vere sfide, perché guardate, se noi abbiamo oggi dalla comunità scientifica una certezza, è rappresentata dal fatto che il vaccino, in via del tutto ufficiale ad oggi, rappresenta la via di uscita dalla crisi. Abbiamo un benchmark internazionale che è lo Stato di Israele, che ha vaccinato tutti e ha svuotato gli ospedali. Punto. Quindi penso che sia veramente la vera sfida. Vi faremo avere una specie di book fotografico di cosa sono i nostri centri vaccinali di massa che abbiamo messo in piedi e che efficienza, che organizzazione c'è. Fra l'altro ringrazio i cittadini che stanno scrivendo, non ve lo dico, abbiamo veramente i messaggi che ci ringraziano per l'organizzazione, cioè star lì. Questa mattina ha scritto un cittadino, ha scritto: in un quarto d'ora sono entrato con mio suocero, ho fatto la vaccinazione, 0 code, perché usiamo fra l'altro l'app 0 code, il programma 0 code che abbiamo per le ULS, e vaccini. Ad oggi abbiamo vaccinato, dopo la dottoressa Russo sarà anche più precisa, 250.000 inoculazioni, 108.000 seconde vaccinazioni, cioè abbiamo vaccinato definitivamente 108.000 cittadini e abbiamo però inoculato 205.000 dosi. Però se fate un conto, ragazzi, 108.000 finite vuol dire che noi in un mese e mezzo, più o meno, vuoto per pieno, abbiamo fatto 108.000 cittadini. Se questo è lo standard, vuol dire che in 10 mesi ne facciamo 1 milione. Vabbè, per carità, se sono gli over 70 tutti fatti, abbiamo già creato un bel blocco rispetto a un candidato ideale per il coronavirus, ma non abbiamo raggiunto nessuna immunità di gregge, non abbiamo il Veneto Covid free e avremo problemi ancora con il turismo, con le imprese. Ci servono i vaccini, ci servono i vaccini. Questo adesso, guardate, noi tirando la macchina riusciamo ad arrivare a 1 milionata al mese, tirandola quasi da strozzarla. Dico che sarà un bel risultato, so che è ambizioso, però se riuscissimo ad arrivare a 800 milioni al mese, capite che in 6 mesi a farla grande, insomma, riusciamo a venirne fuori. Poi sapete che ogni giorno, se avessimo tanti vaccini, ogni giorno di vaccinazione è un gradino fatto in più, perché comunque ti lasci alle spalle una massa tipo una cittadina al giorno te la lasci dietro le spalle vaccinata. Quindi io condivido questa sfida annunciata dal Premier rispetto a... Anche quando dice di mettere in campo protezione civile, forze armate, i volontari? Cioè, ma guardate... Per capire se va a implementare il sistema già... È la più grande campagna vaccinale della storia, non d'Italia, della storia del mondo, per cui non c'è storia.
nel senso che tutti quelli che sono in grado di coadiuvare i volontari, tutti, perché se noi avessimo un magazzino con 2-3 milioni di dosi avremmo necessità veramente di fare appello a protezione civile ai volontari, perché prima li inoculiamo, prima andiamo in immunità di gregge. Quando arriveranno le altre dosi al Veneto? O meglio, quando arriveranno in Italia e poi distribuite al Veneto? Cioè a che punto siamo adesso come quota? Noi guarda, quantità? Io ho visto le tabelle, mediamente vuoto per pieno ne abbiamo, poi c'è anche Moderna, 70.000 con Moderna, se non salta qualche, mettete 70-80.000, cioè farla grande 100.000 a settimana, Moderna, AstraZeneca e Pfizer è sui 50.000. Ovvio che capite che anche 100.000 alla settimana sono 400.000 al mese, ma sono 200.000 vaccinati perché sono la dose doppia, quindi capite che è un ritmo lentissimo, ci vogliono dosi. Adesso io so che il dottor Arcuri ha risposto positivamente all'appello di Pfizer per l'incremento di dosi, c'erano le lettere che giravano, no? E lì ovviamente ci sono ancora milioni di dosi che arriveranno, ma non si sa quando. Ho l'impressione che ne avremo in esubero tra qualche mese, ma questa fase, che è quella che più ci interessa, è una fase ancora di molta carenza di dosi. Posto? Ok. No, è che non ha risposto sul discorso di Draghi, perché io ho solo citato... No, mi si è dato i vaccini. Era il punto di scusami. Era una considerazione complessiva sui 55 minuti di discorso. Ma sai, allora, in tutta onestà, primo io non ho ascoltato 55 minuti di discorso. Avete riassunto. Ecco, a differenza di quelli che dicono che l'hanno ascoltato, che fanno grandi commenti, io non ho sentito tutto, ho avuto sì, mi hanno fatto vedere la copia e non ho avuto neanche tempo in questo momento di leggerlo, ma non per, attenzione, non perché lo voglio liquidare come è una roba importantissima l'insediamento di un Presidente del Consiglio. Lo leggerò. Ho visto le sintesi e penso che abbia assolutamente affrontato come si può dire, nella ristrettezza anche di un discorso, perché comunque immagino che ci possa sempre essere qualcuno che dice ma si è dimenticato una roba o l'altra. Penso che poi, sapete, ve lo dico da persona di governo che ha fatto gli insediamenti e poi finita la festa dell'insediamento inizia l'operatività, poi valuteremo con l'operatività il bene o il male dell'azione di governo. Di certo io ho la speranza che se ne venga fuori. Poi sapete, Draghi non arriva come un ristrutturatore, non porta l'austerity ma porta 222 miliardi, che sapete è una condizione nuova, no? E penso che il vero impegno sarà quello di investire per bene questi soldi e fare in modo che riparta l'economia e l'occupazione in particolar modo. Questa è la vera sfida. Mi sembra che quegli elementi ci siano tutti nel discorso, dopodiché entriamo nella fase operativa poi, no? Di certo c'è un DPCM da rinnovare entro il 5 marzo e lì ci sarà il primo incontro con il Covid. Il primo appuntamento con il Covid. Noi siamo già abituati, per questo governo sarà, vabbè c'è speranza, però comunque per la compagine di governo sarà una novità. Non ho ancora avuto interlocuzioni no. con il Ministro invece dei rapporti sugli affari regionali? Io ho sentito l'onorevole Gelmini, il Ministro Gelmini sì, però ufficialmente non abbiamo incontri ancora fissati. Vabbè, 5 marzo è anche vero che insomma c'è ancora un po' di giorni. A posto? Pederiva, Gazzettino di Venezia. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Resto sui vaccini. Pfizer ieri ha di nuovo puntualizzato che non tratta con i privati, che tratta solo con gli stati. Allora, anche nell'opinione pubblica c'è molta confusione a questo punto, perché è un botta e risposta, resta un po' l'impressione che qualcuno con la partita da poker stia bluffando, perché altrimenti i conti non tornano. Cosa può dire lei che ha ufficializzato che la trattativa è con Pfizer a fronte di queste affermazioni della casa farmaceutica? No, intanto io non ho ufficializzato che è con Pfizer. L'ha detto anche a porta l'altra sì, sera. Sì, ho detto che il vaccino è Pfizer, ma non che è con Pfizer la trattativa. No, che il vaccino è Pfizer. Sì, perché non parliamo degli altri, parliamo di questo. Ma siccome poi ascoltano e ci dicono Zai ha detto che la trattativa, io non ho mai detto. No. Allora, premesso che io non seguo la trattativa, non ho incontrato nessuno e non ho visto le carte, perché è giusto che sia così. Detto questo, io penso una cosa, che
che noi abbiamo il dovere di approfondire, e questo ve l'ho detto fin dal primo giorno. Voi siete, oltre che essere degli ottimi giornalisti, siete anche la mia memoria storica, perché potete sempre confermarlo, e ve l'ho detto il primo giorno. È un dovere etico, no? Se qualcuno ti offre dei vaccini non puoi dire lascia stare, io no, non ti guardo. Al punto tale, vorrei risottolinearlo ai più duri di comprendogno che tutti i giorni si sforzano a scrivere cattiverie su di noi, al punto tale che ancora prima che il dottor Flor iniziasse la trattativa abbiamo chiesto che interessasse l'AIFA 3 febbraio, ce ne abbiamo scritto senza avere niente in mano all'AIFA. L'AIFA ha risposto dopo una decina di giorni, lo scorso fine settimana, ha detto guardate con noi il 13 o 14, ha detto guardate parlate con Arcuri, tanto è vero che abbiamo contattato subito Arcuri. Perché? Perché noi non siamo nelle condizioni di verificare se l'offerta ha un vaccino o acqua distillata dietro, senza offendere nessuno. Tanto è vero che il dottor Arcuri coerentemente non ha detto lascia stare, è tutta una boiata, ha detto fatevi dare i numeri dei lotti, che a me sembra una roba ragionevole. Detto questo, Pfizer o chi altri dice noi trattiamo solo con i governi, penso che non dicano bugie. Però il vero tema è, l'altra domanda da fare, ma ci sono altri venditori del vostro vaccino sul mercato? Oppure la domanda ancora più semplice che ci toglierebbe ogni imbarazzo. Potete dichiarare che tutto quello che non è distribuito dall'Europa non è vaccino? È finita lì, Chiudiamo la cartellina, perdiamo poco tempo, evitiamo di andare a chiedere codici, evitiamo tante robe. Se le 3 big pharma dicono tutto quello che non è distribuito dall'Europa non è il nostro vaccino, cioè, no, attenzione, non è vaccino e quindi è sicuramente acqua distillata o è porcheria che non c'entra niente con il nostro, il mondo si mette in pace. Allora abbiamo capito che la Germania ha comprato 150 milioni di dosi, evidentemente li ha comprati dall'Europa e noi non lo sappiamo, da qualcuno che è con l'Europa. Abbiamo capito che altri hanno comprato vaccini sempre per il canale ufficiale, ma a me sembra una banalità sta roba, no? Se io sono il produttore dell'auto Fiat e vi dico, parlo di un'auto nazionale, quindi facciamo pubblicità a un'auto nazionale, che chi compra la mia auto la può solo comprare da me e tutte le altre sono contraffazioni, tutti vengono da me a comprarle, giusto? Ma questa frase non ho ancora sentita dire. Guardate, ma io non lo dico come provocazione, perché non so neanche chi siano i proponenti, lo dico perché ci toglie anche l'imbarazzo di stare qua a perdere tempo. Quindi siamo ancora alla richiesta dei numeri dei lotti, ancora non li hanno comunicati? Stamattina il dottor Flor mi ha detto che non aveva novità, ma ciò non toglie che noi abbiamo un obbligo etico e morale di verificare, perché neanche la possiamo liquidare e dire ma lasciate perdere. E potrebbero darci una mano le big pharma dicendo tutto quello che non è nel circuito europeo non è vaccino. Cioè, uno saprà a chi gli ha dato i vaccini. Io invece penso una cosa, che una grande multinazionale quando prepara una produzione comincia a pensare ai contratti e avrà il canale istituzionale, poi avrà i concessionari, i licenziatari, avrà i grandi distributori e ho l'impressione che in questi giri ci sia qualcuno che, non so, faccio un esempio, un fondo di investimento che investe nel biotech, investe nel medicale, può avere un'azienda che si è recuperato un mega contratto in via preventiva, che sono quelli che si fanno più velocemente perché sono quelli che iniettano subito sicurezza a chi produce, e oggi si ritrova magari a magazzino virtuale, si ritrova 1 milione di vaccini, 10 milioni di vaccini. Secondo voi quelli lì cosa fa? Se li bevono? Li distribuiranno, no? Però senza provocazioni, ma lo dico veramente con il cuore in mano per evitare di perdere tempo che non ne abbiamo da perdere. Se ci tolgono sto impiccio dicendo che tutto quello che non è del canale europeo non è vaccino, no, non sappiamo nulla, non è vaccino, è chiusa, il mondo si mette in pace. Guardate, noi siamo bersagliati, e anche i miei colleghi, da offerte continue. Noi siamo in mezzo a sta roba, avete capito? Ascoltano, per cui vediamo se oggi pomeriggio dichiareranno qualcos'altro, perché stiamo a questo balletto tutto. Però la dichiarazione deve essere pulita, ma nel nostro interesse, della comunità. Quello che non è piazzato dall'Europa, noi vi diciamo che non è il nostro vaccino, cioè non è
un vaccino nostro. Sì, no, non ne sappiamo nulla, e non ne sappiamo nulla, torniamo come gioco dell'oca alla casella principale. Una seconda e ultima domanda, sempre sul tema vaccini, però sugli effetti che poi tutto questo genera sulla cittadinanza, e cioè che le dosi appunto rallentano, la campagna procede a fatica. La Fondazione Oltre il Labirinto di Treviso, sì, si occupa di autismo, segnala dei rallentamenti appunto nel trevigiano per la vaccinazione delle strutture sanitarie territoriali, 9.000 gli operatori coinvolti, era prevista la partenza il 23 gennaio, poi è slittata, non si è conclusa e si è passati intanto alla fase ottantenni e insegnanti. Che cosa succede a quella fascia? Non so se posso chiederlo a lei Presidente o all'assessore. Sì, o l'assessore o la dottoressa Russo, chi vuole? L'assessore, dai, prego. Allora, se vi ricordate, noi abbiamo sempre detto che nella primissima fase, i famosi 185.000 dosi previste, quindi poi che sono doppie, avevamo inserito anche le strutture territoriali, oltre quelle per gli anziani, avevamo inserito anche minori, disabilità, eccetera. Mi risulta che le USLA non hanno ancora concluso, perché se siamo a 110.000 vaccinati totalmente, vuol dire che ce ne mancano altri 60.000, insomma, di quelli, quindi vuol dire che le USL stanno completando la vaccinazione della prima fase e in contemporanea stanno facendo però anche quella degli over 80, quindi ci arriviamo. Una non esclude l'altra per rassicurare queste persone. Certo, ci arriviamo. Nicolussi Moro, ho inteso bene? Poi Giacomuzzo. Allora, buongiorno. Buongiorno. Dunque, le ultime notizie dicono che da una parte l'Unione Europea ha opzionato altre 200 milioni di dosi di AstraZeneca addirittura per il 2022. Allora noi non capiamo se si prendano avanti perché poi dovremo vaccinarci tutti gli anni, oppure se la campagna, come a questo punto è possibile, slitterà anche nel 2022. Volevo capire se le regioni in questo senso fossero state allertate dal governo. No. Ecco. Dall'altra parte, poi le lascio rispondere naturalmente, ieri il governatore Compaccer di Bolzano ha detto che lui è pronto a fare squadra con il Veneto. Mi pare che la stessa cosa abbia detto anche Federica del Friuli, e poi Fontana della Lombardia, e poi Bonaccini dell'Emilia Romagna. Volevo capire questa squadra a che punto è, perché probabilmente c'è anche una maggior forza contrattuale andando in 5 in 6 piuttosto che con un'unica regione, e quindi se questa maggior forza contrattuale potrebbe abbattere i tempi e magari anche i costi. Allora, prima cosa, noi, e parlo quando dico noi, chi si occupa di questo contatto, cioè il dottor Flor, non siamo nella fase della negoziazione, tantomeno che della contrattazione. Siamo nella fase molto prima, che è quella del verificare se c'è il costrutto, e quindi i codici, i lotti, eccetera, e se c'è un'autorizzazione ad andare a comprare il farmaco fuori dai confini nazionali, come accade sempre. Per questo noi a volte ci agitiamo, perché sembra, cioè, ci danno delle ricostruzioni che sono... Detto questo, i colleghi hanno sempre manifestato nella legalità, che è il primo nostro interesse, perché legalità qui è ambivalente, legalità perché va rispettata la legge, e legalità perché comunque siamo davanti a un farmaco che deve essere sicuro per i cittadini. Secondo voi c'è qualcuno che si prende la responsabilità di dire ma sì va, mi ha detto che è un camion di vaccino, portalo a casa e dopo qualcuno lo daremo? Non funziona così, Cioè bisogna che sia certo di più, e non lo possiamo, deve essere un ente terzo, deve essere AIFA, deve essere il commissario che certifica che è una partita realmente buona. Tant'è vero che il commissario, vi ripeto, non mi ha detto lasciamo perdere, verifichiamo, perché se è così, diciamo di no, 27 milioni di dosi, cioè, secondo me è quasi un reato rinunciare se c'è la certezza. Quindi nella legalità tutto questo ragionamento non è volontà di cercare la rissa, di fare i primi della classe, ma se ti telefonano, ripeto, non li abbiamo cercati noi, evidentemente sentivano sempre le dichiarazioni, noi dicevamo se ci fossero li compreremo, se ti cercano te li offrono, abbiamo preso la cartellina e abbiamo detto caro Paese Italia, questa è la roba, ci volete dire se è roba buona oppure no?
io non sappiamo più in che lingua dirlo. Se le grandi case si esprimessero in maniera più tranchant, avremmo risolto tutto il problema in maniera molto veloce. E poi l'altra cosa rapida, sì. Dunque c'è un'ipotesi, domani ci sarà la riclassificazione delle regioni nelle aree di rischio, allora c'è l'ipotesi del passaggio in area arancione di Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Piemonte e Marche, però c'è anche l'ipotesi di creare delle zone rosse nei comuni confinanti con queste regioni. Non ne sappiamo nulla al momento. Non è stato detto nulla? Per ora è giornalistica, nel senso che noi dal punto di vista formale non abbiamo mai avuto notizie di questa roba. Quindi neanche dell'ipotesi di creare eventuali zone rosse? La zona cuscinetto no. Ah, ok, perfetto. Se poi domani ce la ritroviamo tra capo e collo, si sappia che non è stata negoziata con nessuna regione. Ok, grazie. Prego. Marchiori, e poi darei la parola alla dottoressa Ricci o alla dottoressa Russo, se ne siete. La dottoressa Ricci per prima e poi la dottoressa Russo. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Riallacciandomi un attimo all'osservazione della collega sulle zone, non avete trattato, quindi nemmeno si sa se potrebbe essere una zona rossa o arancione solo nel weekend? Cioè no. Lo si potrebbe sapere domani eventualmente? Ma non c'è neanche questa formulazione. La dottoressa Russo stamattina mi ricordava che abbiamo un RCT 078. Ovviamente c'è uno spostamento anche se minimale, ma c'è verso l'alto, e di certo non preoccupante, ma di certo da attenzionare. Però tutti gli altri parametri sono abbondantemente sotto, cioè abbiamo 10% di occupazione delle terapie intensive quando il limite è 40%, 30%. Quanto abbiamo di area non medica? Area medica? 15 di medica quando abbiamo il 40%, quindi capite che siamo decisamente bassi. Quindi verosimilmente noi siamo in gialla. Va bene, allora ieri il senatore veneziano del Partito Democratico Andrea Ferrazzi ha detto che ha parlato col ministro Speranza in merito all'acquisto, al possibile acquisto di vaccini da parte della regione, e che il ministro ha detto che avrebbe verificato tutte le possibilità in tal senso. Dopodiché, quindi ha dimostrato un'apertura. Dopodiché il senatore Ferrazzi ha anche detto, questo è sua dichiarazione, non del ministro ma del senatore, che la regione però deve fare chiarezza perché c'è qualcosa di poco chiaro. Lei come risponde? C'è più chiaro di così. Abbiamo dato le carte, abbiamo interpellato l'AIFA, il commissario Arcuri. A me spiace che si voglia sempre vedere il torbido dappertutto, ma chi di voi al posto nostro si sarebbe girato dall'altra parte? Ve l'abbiamo detto dal primo giorno, siamo stati trasparenti, potevamo fare tutta questa operazione senza dire nulla, o no? Chi ce lo faceva fare? Ma siccome ci vediamo tutti i giorni, ho detto perché dobbiamo nascondere le cose? Ve le diciamo, poi voi seguite l'evoluzione. Non c'è, se c'è qualcosa di poco trasparente e l'onorevole Ferrazzi gli dà un nome e cognome, avrà la risposta sul poco trasparente. Cosa volete che vi dica? Ma fra l'altro il ministro Speranza ha dato una risposta coerente, cioè come fa un ministro della salute a dire davanti a un'offerta lascia stare? Verifichi, che è quello che abbiamo fatto noi. Ecco Presidente, un'ultima domanda. Ieri la Presidente della Commissione Europea ha lanciato un monito, ha detto fate attenzione agli pseudo vaccini. Secondo lei questo messaggio era rivolto particolarmente al Veneto, visto che comunque si è scatenato tutto dal Veneto? Ma guarda, se io fossi stato al posto del Presidente della Commissione Europea avrei detto fate attenzione ai tarocchi, avrei usato un altro termine, perché mi immagino che in mezzo a sto mare magnum di gente che ha di tutto, l'abbiamo visto con le mascherine, sono regioni che hanno ricevuto gli scatoloni vuoti, ve lo ricordate? C'è gente che non ha mai visto i respiratori, non è successo in Veneto. Fra l'altro le stesse aziende che hanno fatto guai da altre parti, da noi sono state filtrate prima. Però tutto ciò premesso, se c'è anche una boccetta buona, abbiamo il diritto di saperlo o no? Dall'altra parte sono i cittadini che devono essere vaccinati, perché sembra che questi vengano, che non siano più un problema. Per me prima vengono i cittadini i loro diritti, dopo vengono tutti questi ragionamenti. A fare i bastian contrari
o gli assistenti contrari come c'erano una volta nei cantieri, sono capaci tutti. Non rischi niente, fai sempre, dici vabbè, l'infezione come sta andando, beh, valutiamo, la dottoressa Russo qua tutto il giorno che fa i conti, parla con i suoi, arriva quello che sa tutto, facciamo un lockdown, semplice, risolto il problema. Ma non è che funziona così il mondo. Grazie. Fra l'altro posso dirlo fino in fondo, se noi non ci fossimo interessati e se io, mi permetto di dirlo, fossi un procuratore della Repubblica, tra qualche giorno, tra qualche mese, tra qualche anno direi ma scusate, spiegatemi una roba, vi hanno fatto un'offerta di 25 milioni di vaccini, buoni o non buoni non sapevamo. Da quel giorno avete avuto tutte queste persone che sono morte perché non sono state vaccinate. Adesso voglio verificare se era buona quell'offerta e poi mi spiegate per quale motivo non avete dato corso a questa offerta. Secondo voi è astrusa questa teoria? Beh, se io fossi un procuratore mi muoverei su questo, perché dico come fa? Dico, dormono, gli offrono i vaccini, non si preoccupano neanche di vedere se sono buoni o no. Questo è il motore di tutto questo ragionamento. Grazie. Prego. Giacomuzzo, poi la parola alla dottoressa Ricci. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Buongiorno. Come considera questi tempi di attesa della risposta? Sono secondo lei tecnici e normali? Chiedo per capire non lo so. Oppure se si augura che... Guarda, non so neanche se quelli che hanno fatto l'offerta sono miei vicini di casa, miei paesani, o se vivono a Londra o a Berlino, non so nulla. Però immagino che per avere numeri di lotti e altro ci voglia un minimo di richiesta a chi ha il magazzino, che deve fare una certificazione di tutto. Se non arrivano i numeri vuol dire che è una farsa e la chiudiamo lì. Ma in termini di tempo. Però guardate che il collega Bonaccini, se vogliamo vederne anche uno spaccato politico, che ha tutt'altra appartenenza politica, anche lui ha presentato pubblicamente anche lui un'offerta che ha avuto, che penso che sia la migliore che ha avuto, le altre le avrà scartate come abbiamo fatto noi. Il suo assessore ha presentato, ho visto porta a porta, un contratto dalla Croazia di AstraZeneca 3,50 dosi, ho visto una roba del genere. Hanno anche intervistato, fatto via Skype, lo dicevo ieri, il proponente. Diceva anche che continuano ad arrivare offerte. Di questi nuovi arrivi avete chiesto ulteriori specificazioni o comunque proposte concrete? Beh, posso dire che il dottor Flor stamattina ci ha detto che ha avuto anche una disponibilità per AstraZeneca. Cioè, tutto così. Cioè, non possiamo viverla come una colpa nostra perché ci chiamano. No, il dubbio che viene, allora la regola è business is business, per cui ci si muove perché comunque esiste un mercato a prescindere dalle regole giuridiche europee. È legittimo che uno, se gli propongono delle dosi, poi spetta il meccanismo di verifica, se poi sono dosi aggiuntive o sono dosi sostitutive, anche quello, perché se vado a comprarle le pago 5 volte di più giusto per averle prima. Ma non è così sul prezzo, non è questo il discorso del prezzo, perché il prezzo è in linea con quello di mercato e questo è il problema. Quindi non è neanche Allora, il vero tema qual è? È che se facciamo un ragionamento proprio terra a terra, la fabbrica che produce con l'insegna è una, giusto? Delle due l'una, o sul mercato c'è prodotto non loro, e quindi è contraffazione, è adulterazione, tutto quello che ci volete mettere, truffa è quello che è, oppure l'azienda sa che i contratti è in giro per il mondo e sa anche intercettare i lotti dove sono. Mi sembra lineare, no? Se noi siamo convinti che la Fiat vende solo alla concessionaria del centro di Torino, è finita lì. Se invece vende anche di seconda e terza mano lotti di auto, poi sorprenderti che trovi qualcuno che le vende in Groenlandia e dice come sono arrivate qui, cioè distante da Torino. Quindi io dico, siccome ho visto anche ieri delle dichiarazioni pesantine di qualche altro esponente di queste fabbriche che dice Totò, ste robe, sei il rappresentante di un'azienda che produce vaccino, dichiara che tutto quello che non è in Europa non va comprato perché è un falso. Vediamo se c'è qualcuno che l'ha comprato qualche lotto, se si incazza, non lo so.
Poi chiederò una cosa alla Danzanini. Sì. Allora vi lascio alla dottoressa Ricci, la ringrazio veramente per l'impegno che ci mette lei e tutta la sua squadra, perché poi dietro c'è una squadra. Peraltro voglio anche dirvi, prima di lasciare a lei la parola e lasciarvi per la conferenza, che la dottoressa si è anche messa a disposizione per fare in modo di fare un'opera di training e di formazione per i nostri tecnici delle diverse microbiologie, in modo tale da cominciare ad ampliare sempre di più questa fase di sequenziazione, e per noi è l'obiettivo massimo. Ripeto, partito in tempi non sospetti, quando l'Italia non parlava neanche di varianti. Prego. Grazie. Grazie. Va bene? Mi segnerebbe Carlo che per le riprese è meglio così, no? Come? È meglio così. Siete più sì. Adesso riesco anche a zoomare del Prego, dottoressa, ho già distribuito il suo documento. Benissimo, così avete i dati anche riusciamo scritti. a seguirla con più attenzione. Esatto. Allora, buongiorno a tutti, come sempre insomma per me è un piacere avere questa opportunità di raccontare un po', spiegare cosa facciamo. Come premessa l'ha già accennato il Presidente, lo ringrazio per questo. Io ci tengo sempre a dirlo, sono un portavoce di una squadra. Perché sono tantissime le persone che lavorano a questo progetto, peraltro insomma, chi sta in laboratorio in questo momento è veramente sovraccaricato di lavoro, e voi lo sapete, perché spesso ci vengono richieste interviste, servizi, ma appunto chi è in prima linea ed è tutti i giorni al lavoro fa anche fatica poi a dedicarsi alla comunicazione, quindi insomma io ho proprio questo ruolo di cercare di comunicare in modo il più chiaro possibile quello che facciamo. C'è l'Istituto Zooprofilattico nelle sue varie componenti, ma ci sono tutte le microbiologie del Veneto che partecipano attivamente a questo progetto. Il loro ruolo è essenziale, perché ovviamente sta a loro, poi la dottoressa Russo ve lo spiegherà meglio, selezionare, scegliere i campioni che sono interessanti per le analisi successive che noi facciamo, e tutto appunto col coordinamento del dottor Rigoli. Infine ci tengo a dire che noi siamo perfettamente allineati con l'Istituto Superiore di Sanità, che detta le regole generali nazionali per questa attività, rendicontiamo tutto a livello nazionale assolutamente con assoluta trasparenza e in tempo reale. Ecco, allora detto questo io vi riporto un po' di risultati soprattutto dell'attività delle 2 ultime settimane, nel senso che chi di voi ha dimestichezza anche un po' col sito dell'Istituto Zooprofilattico sa che noi periodicamente rilasciamo dei report con le attività di sequenziamento svolte nelle diverse settimane. Le 2 ultime settimane però sono state particolarmente tumultuose e abbiamo incrementato molto l'attività, anche un po' per l'attenzione legata alla presenza e all'aumento dei casi legati alle nuove varianti. Quindi insomma ci è sembrato di particolare interesse raccontare un po' e spiegare qual è il quadro soprattutto di queste ultime settimane. Allora, ad oggi in totale, lo diceva il Presidente, il progetto è stato deliberato a ottobre del 2020 e nasce da mesi precedenti in cui abbiamo capito subito quanto fosse importante controllare l'andamento delle mutazioni del virus, perché sapevamo perfettamente che questo virus, come tutti gli altri virus a lui simili, ha un'enorme capacità di mutare. Ricordiamoci sempre che le mutazioni sono un evento naturale, è il caso che produce la mutazione del virus, ma ovviamente in termini evoluzionistici le mutazioni che sono favorevoli al virus sono quelle che vengono mantenute perché danno al virus un vantaggio rispetto al resto della popolazione virale. Quindi è normale che il virus muti. Più noi lo mettiamo sotto pressione e più lui muta, è una specie di battaglia
fra noi e il virus, e quando dico sotto pressione intendo la vaccinazione, è l'esempio più classico di una pressione selettiva verso il virus. Man mano che il virus viene accerchiato dalla vaccinazione tende a mutare per sfuggire, fa il suo mestiere. Altrettanto tutte le misure restrittive che noi poniamo, i lockdown, le mascherine, i distanziamenti, sono tutti elementi che producono nel virus pressione selettiva a cui lui cerca di sfuggire. Quindi tutto questo è normale. Capita in tutte le epidemie virali, ovviamente per alcuni virus più che con altri, ma il virus influenzale lo conosciamo ancora di più, e se pensate che ogni anno ci si deve rivaccinare con un vaccino diverso rispetto all'anno prima, questo è proprio legato alla capacità del virus influenzale di mutare, quindi niente di nuovo. Però bisogna conoscerlo, bisogna seguire l'andamento e seguire queste mutazioni, intercettarle il prima possibile per mettere subito in atto misure di controllo efficaci. Quindi insomma ci abbiamo pensato già a partire dall'estate, abbiamo lanciato questo progetto in ottobre e ci siamo fatti trovare pronti quando l'emergenza delle varianti è arrivata, come un po' prevedevamo. Allora, ad oggi vi dicevo, abbiamo in totale sequenziato 519 campioni e abbiamo identificato in Veneto 17 diversi gruppi genetici. Questo proprio a testimoniare l'estrema variabilità che esiste, quindi insomma quello che vi ho finora detto. Abbiamo identificato in questi mesi 4 varianti che le CDC indica come varianti preoccupanti, in inglese è of concern, no? Quando voi trovate la sigla VOC che precede un numero, che è il numero della variante, VOC significa variant of concern, variante da monitorare, preoccupante, perché? Perché ha delle caratteristiche che potrebbero renderla più contagiosa o più pericolosa, oppure in grado di sfuggire all'azione degli anticorpi. Queste sono le 3 caratteristiche che si guardano in una variante: se è più contagiosa, se dà una malattia più grave e se è capace di sfuggire agli anticorpi. Okay? Quindi alcune mutazioni teoricamente possono dare queste caratteristiche e rendere una variante preoccupante. Poi bisogna associare il dato virologico al dato epidemiologico per vedere se davvero sono preoccupanti, cioè se davvero hanno un impatto negativo sulla salute pubblica. Okay? Quindi le varianti of concern sono quelle che dobbiamo guardare con attenzione. Non è detto che abbiano un impatto negativo, ma le guardiamo con attenzione, uniamo il dato virologico a quello epidemiologico e traiamo delle conclusioni. Ad oggi a livello mondiale sono 3 le varianti in cui questa conclusione è stata tratta e sono le famose variante inglese, variante brasiliana e variante sudafricana. Le altre sono ancora da attenzionare, ma non si è concluso rispetto a un loro impatto negativo. Okay? Però in Veneto appunto ne abbiamo 4 di queste, oltre all'inglese e alla brasiliana, di cui vi dirò, e appunto nell'ambito di 17 diversi tipi di virus. Questo proprio per farvi capire che variabilità c'è in questa popolazione virale che, come vi dicevo ancora qualche mese fa, non è un virus ma è una popolazione di virus. Allora, per quanto riguarda il dato più delle 2 ultime settimane, abbiamo caratterizzato 296 campioni, okay, provenienti da 12 diversi laboratori del territorio regionale. Questi campioni ci sono stati recapitati per diversi motivi. Il primo motivo è la sorveglianza speciale, che è stata lanciata dall'Istituto Superiore di Sanità, che ha previsto di sequenziare campioni in 2 giornate specifiche, il 3 e il 4 febbraio scorsi, proprio per avere una fotografia generale, un dato comparabile a livello nazionale
sulla presenza esclusivamente della variante inglese, quindi quello studio era legato a identificare la variante inglese. In quell'occasione abbiamo sequenziato 182 campioni, quindi un numero estremamente elevato, e abbiamo ritrovato una prevalenza della variante inglese nei campioni del Veneto assolutamente in linea con quella nazionale, quindi attorno al 17,7%. Poi stiamo facendo invece la sorveglianza in situazioni particolari, quindi cluster di infezione, che poi appunto la dottoressa Russo vi spiegherà più nel dettaglio, in cui si ritiene interessante, perché c'è un motivo di sospetto, andare a vedere se effettivamente il virus è una variante oppure no. In particolare, ad esempio, su cluster nelle scuole o in istituti religiosi, però sono sempre istituzioni scolastiche. Allora, qui abbiamo ricevuto 22 campioni da 2 istituti scolastici, proprio per caratterizzare se fossero varianti o meno. Allora, in una scuola del Veneziano abbiamo identificato 8 campioni positivi alla variante inglese, e quindi abbiamo confermato che il focolaio in questa scuola era legato alla presenza della variante inglese. Invece negli altri cluster scolastici, in particolare nell'ASL 4 e nell'ASL 7, non abbiamo identificato varianti, quindi si tratta di cluster di infezione legati al virus, chiamiamolo normale, quello che circola normalmente nei nostri territori senza avere delle particolari caratteristiche legate a specifiche mutazioni. Poi stiamo facendo anche una sorveglianza di casi particolari, ad esempio in pazienti che erano sospetti per l'andamento dell'infezione, ma anche questo poi vedremo meglio il dato epidemiologico, e in particolare dei casi sia nella provincia di Padova che nella provincia di Venezia, dove abbiamo identificato invece la variante brasiliana, che ha la sigla P1, quindi quando la trovate riportata con la sua sigla è caratterizzata dalla sigla P1. Quindi in questo caso abbiamo identificato in 2 pazienti che non avevano una storia di viaggi all'estero, né col Brasile né in altri paesi, quindi sembrano essere casi autoctoni, la variante brasiliana. Ancora abbiamo ricevuto dei campioni nell'ambito di un piano di sorveglianza nelle positività ritrovate ai mondiali di sci a Cortina d'Ampezzo. Anche qui ci sono stati inviati 6 campioni e in 4 di questi campioni abbiamo trovato la variante inglese. Tutti e 4 i campioni mi risulta siano legati a persone residenti in Italia, quindi non erano persone che venivano dall'estero. Poi c'è stato un cluster all'ospedale di Rovigo, insomma mi pare che sia stato anche descritto dai giornali. Ci sono arrivati 9 campioni, questi 9 campioni sono tutti identici fra di loro, quindi dimostrano che effettivamente era un unico cluster, ma nessuno di questi appartiene a varianti preoccupanti, né inglese né brasiliana né sudafricana. Infine abbiamo 14 campioni che derivano da casi di rientro dall'estero e quindi anche questi posti sotto attenzione perché sono viaggiatori che rientrano dall'estero. Su questi 14 casi solo 2 appartengono alla variante inglese. Quindi questa è un po' l'attività di queste 2 ultime settimane. Cosa possiamo concludere? Innanzitutto la circolazione chiara sul nostro territorio della variante inglese. Nei prossimi giorni l'Istituto Superiore di Sanità farà un'altra sorveglianza speciale a livello nazionale e quindi vedremo come la prevalenza del virus aumenta oppure no, ma vedendo quello che è accaduto in altri paesi ci immaginiamo che ci sia un aumento della prevalenza di questa variante, nel senso che in Inghilterra ma anche in altri paesi
hanno evidenziato come diciamo all'insorgere della presenza di questa variante, rapidamente nel giro di pochissime settimane questa variante è capace di sostituire largamente le varianti normalmente circolanti. Quindi ci aspettiamo che a livello regionale come a livello nazionale ci sia un aumento della prevalenza di questa variante rispetto ai virus che abbiamo visto finora. Che caratteristiche ha questa variante? Senza dubbio, e questo è dimostrato scientificamente, è più contagiosa, è più capace di trasmettersi perché più facilmente produce infezione. Quindi nell'ambito di molte persone che vengono a contatto col virus, una variante normale è in grado di infettare una certa proporzione delle persone che vengono a contatto, la variante inglese è capace di infettarne più del 50% in più, quindi una proporzione più alta di persone che vengono a contatto. Si stima che la presenza della variante inglese sia capace di aumentare l'RT, che ormai tutti noi conosciamo, da 0,4 a 0,7 in più rispetto all'RT dei ceppi normali, no? Quindi capite che se in un paese, in un'area c'è un RT di 0,8, se arriva prepotentemente la variante inglese, solo per il fatto che c'è la variante inglese, l'RT magari passa a 1,5, no? E quindi questo è cosa vuol dire essere più contagioso, diffondersi in modo molto più veloce. Gli inglesi hanno anche pubblicato degli studi rispetto al fatto che questa variante sia più pericolosa, cioè sia in grado di dare una malattia più grave e anche più mortale. Ad oggi questi studi sono basati su un numero limitato di osservazioni e quindi l'SCDC dice che questa è una probabilità, ma ad oggi non è dimostrata. È chiaro che aumentando così tanto il numero di infezioni aumenta proporzionalmente tutto, quindi aumenta il numero di casi, aumentano le terapie intensive, aumenta la mortalità. Questo è abbastanza normale e sta in proporzione, ok? Sul fatto che poi questa variante sia capace di dare un quid in più in termini di pericolosità non è ancora dimostrato, ma non è improbabile. È invece non dimostrato che questa variante sia più in grado di infettare i bambini, no? L'abbiamo letto da qualche parte, ma l'SCDC lo smentisce. Questa variante ha la stessa capacità di contagiare i bambini che hanno gli altri ceppi, quindi in linea di massima bassa, perché per fortuna SARS-CoV-2 è poco in grado di contagiare i bambini. Anche qui è chiaro che aumentando tutti i numeri di casi aumentano anche i casi nei bambini, ok? Ma in modo solamente proporzionale. Per quanto riguarda la variante brasiliana, che appunto abbiamo trovato sul nostro territorio, è anch'essa capace di diffondersi di più, ma probabilmente non così tanto come la variante inglese. La variante brasiliana oggi è meno studiata della variante inglese, quindi ci sono meno dati, meno informazioni. Viene smentito il fatto che sia più pericolosa, quindi ha lo stesso livello di patogenicità dei virus normali, ha la caratteristica di poter in parte sfuggire alla copertura anticorpale, quindi l'attenzione rispetto alla variante brasiliana è il fatto che sia le persone che hanno già avuto l'infezione, quindi con l'immunità naturale, sia i vaccinati possano essere meno protetti rispetto all'infezione. Meno protetti non vuol dire che la vaccinazione non funziona, vuol dire che avremo un livello di protezione un po' più basso, che sono necessari titoli più alti per avere una copertura completa e potrebbe essere necessario un ulteriore intervento vaccinale rispetto a quelli ad oggi definiti. E quindi insomma è una variante a cui va posta particolare attenzione proprio soprattutto per questa sua caratteristica. Non sembra diffondersi con la stessa rapidità della variante inglese e questa è una buona notizia. Io su questo concluderei. L'unica cosa che
così è importante dire che ovviamente ci stiamo focalizzando sulle varianti, ma non solo. Quindi noi continuiamo a sequenziare anche in modo casuale, con un campione rappresentativo dei virus presenti sul territorio, perché ovviamente, come vedete all'inizio, oltre a queste varianti ci possono essere altre mutazioni importanti e quindi è necessario non focalizzarsi solo su questi, ma continuare a guardare il virus per intercettare anche altre mutazioni. Allora, io faccio una proposta ai colleghi, siccome abbiamo un altro ponderoso intervento, io direi sentiamo la Russo, poi le dottoresse, che sono entrambe microfonate, gli poniamo le domande alternativamente. Quindi prego dottoressa Russo. E purtroppo le televisioni credo non la prendono, quindi se riuscite per cortesia a fare a cambio, grazie. Allora, buongiorno a tutti. Anche per me ogni volta rappresenta un'opportunità, oltre che di incontro, di aggiornamento rispetto alle linee di lavoro, insomma, che si stanno portando avanti sul tema del Covid, e quindi mi allaccio intanto a quanto detto dalla dottoressa Ricci sul tema delle varianti, perché il tema delle varianti si è aggiunto a quella che è la sorveglianza sulla malattia. E naturalmente insomma, io ho riportato nella documentazione che vi è stata inviata, che sono insomma delle slide abbastanza semplici che sintetizzano quello che ci viene chiesto dal Ministero, che a partire dal mese di gennaio ha inviato Ministero e Istituto Superiore di Sanità è concertato, ma le circolari che noi dobbiamo seguire sono quelle ministeriali, per cui il Ministero, attraverso una serie di circolari, ha via via rafforzata quella che è la sorveglianza sulle varianti. In che senso? Dal punto di vista laboratoristico e di sequenziamento, e quanto vi ha descritto la dottoressa Ricci, ma naturalmente alla parte, diciamo, di sequenziamento e quindi di identificazione di una variante in termini di variante pericolosa o meno, deve associarsi quella che è l'indagine epidemiologica, un processo che riguarda naturalmente tutte le malattie e tutte le segnalazioni dei casi. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui abbiamo la segnalazione di un caso sospetto che poi va a sequenziamento e risulta essere una variante di quelle di cui abbiamo parlato, oltre all'indagine epidemiologica che ogni volta facciamo per quanto riguarda un caso di Covid-19, dobbiamo ampliare ulteriormente quella che è l'indagine epidemiologica, quindi non solo i contatti stretti, familiari, i contatti lavorativi, ma anche, torniamo un po' a quello che era il percorso che abbiamo adottato nella fase 1 della malattia, a tutti i contatti, anche quelli a basso rischio. Quindi tutti i contatti possibili che la persona ci può indicare, che il soggetto la persona ci può indicare, in modo tale da estendere il più possibile la nostra indagine, che significa comunque in sanità pubblica tradotto possibilità di isolamento di questi soggetti. Perché facciamo l'isolamento? Perché dobbiamo assolutamente fare in modo che il virus, questo tipo di virus che contiene questa variante, possa diffondersi ad altre persone. Allora, la ricerca dei contatti del caso va ricostruita fino ai 14 giorni precedenti, mentre secondo le ultime indicazioni del Ministero bisognava concentrarsi principalmente sulle ultime 48 ore. Invece adesso bisogna ricostruire un percorso di contatti possibili in modo tale che vengano identificati ed isolati proprio per interrompere la circolazione del virus ad un periodo di possibili contatti più lungo. Poi alla fine della quarantena di tutti i soggetti che sono stati a contatto con il caso, di tutte le persone che sono state a contatto con il caso, va fatto il tampone molecolare. A quali sono le persone che ci devono indurre un sospetto? L'ha detto prima anche la dottoressa Ricci, sono le persone che rientrano da altri paesi, non soltanto i paesi a cui sono associate le varianti, ma comunque un elemento di sospetto deve essere legato a una persona che rientra da un viaggio. Poi il fatto che ci siano
delle situazioni particolari di focolai in una comunità, per esempio la scuola, e voi sapete che noi stiamo avviando un percorso che io vi ho presentato proprio di scuole sentinella e quindi di sorveglianza ad hoc, dove andremo a ricercare, nel caso in cui avessimo dei focolai, naturalmente la sequenziazione del virus e quindi l'eventuale presenza di variante. E poi per altre situazioni particolari che è valutata nell'indagine epidemiologica che viene fatta a seguito della segnalazione di un caso, questa possa indurre sospetto nel medico che segue o nell'operatore che segue l'indagine. Inoltre a questo si aggiunge quello che si diceva prima, cioè una sorta di valutazione di prevalenza su dei campioni randomizzati in determinate giornate che vengono decise dal Ministero, e quindi in quel caso sulla base dei casi segnalati nei giorni precedenti si fa una suddivisione campionaria e si vede come questa circolazione insomma è presente sul territorio nazionale. Si identifica anche, si fa una sorta di mappatura per capire dove, in quale regione c'è una maggiore diffusione secondo questa valutazione di prevalenza della variante. Secondo l'ultimo studio che si diceva prima, noi siamo in media con la presenza della variante inglese a livello nazionale che è del 17,7%. Quindi poi ci sono state delle regioni dove era maggiormente presente e delle regioni meno, quindi la guardia deve mantenersi altissima. Io vi ho portato anche la descrizione di alcuni focolai per dire che oltre all'indagine epidemiologica è necessario che ci sia una come si può dire, organizzazione che per fortuna abbiamo, quindi l'informazione, coloro che fanno i tamponi, che hanno il sospetto, che individuano il caso sospetto. Poi è chiaro che l'individuazione delle varianti deve essere segnalata tutti i giorni al Ministero della Salute e bisogna specificare all'Istituto Superiore di Sanità, secondo la segnalazione di tutti i casi, bisogna specificare se si tratta di una variante autoctona o di una variante importata. E poi è chiaro che i nostri sistemi informativi, sia quello regionale sia quello dei servizi sul territorio, deve segnare praticamente quel tampone come tampone sospetto e poi eventualmente, dopo aver avuto il sequenziamento, indicarlo con la variante. Quindi c'è un sistema organizzativo di tipo informativo, un sistema di organizzazione che per fortuna i nostri dipartimenti di prevenzione già hanno nel condurre le indagini epidemiologiche, e poi naturalmente tutta la parte laboratoristica di cui ha parlato la dottoressa Ricci, che parte dalle microbiologie e converge nell'istituto zooprofilattico che ci fa i sequenziamenti e che ci restituisce il dato, ma nel contempo carica tutti i dati nella piattaforma predisposta proprio per questo tipo di obiettivo. Il documento a cui si riferiva poco fa il Presidente, l'ultimo risk assessment dell'ECDC del 15 febbraio, è praticamente un documento che riassume più o meno quello che abbiamo detto, però con una visione europea, quindi come l'attenzione a livello dell'ente centrale per le malattie europeo ha posto nei confronti di queste varianti, che sono appunto definite preoccupanti per le motivazioni che abbiamo detto, e suggerisce a tutti gli Stati di seguire determinate strategie di identificazione, ma nel contempo anche di riduzione della circolazione. Quindi non, oltre a tutte le possibilità di individuarle, di non abbassare la guardia su quelle che sono definite le misure non di tipo terapeutico, quindi le misure di sanità pubblica, quindi rafforzare l'uso della mascherina, il distanziamento, l'igiene della respiratoria, quindi queste assolutamente, ma anche sottolinea che la parte più importante è quella dell'indagine che vi dicevo prima, cioè il classico contact tracing.
quindi il contact tracing, la ricostruzione di tutti i contatti, il mantenimento della quarantena, tutto questo tipo di percorso. Un'altra cosa che è identificata all'interno del documento è questa attenzione per i cluster scolastici, che noi, come sapete, abbiamo approvato qualche settimana fa, e domani avremo un incontro con l'istituto, con l'ufficio scolastico regionale, per parlare proprio con i dirigenti scolastici per spiegare il progetto e dare il via a quello che volevamo portare avanti su 2 filoni, che sono le scuole sentinella da una parte e dall'altro l'autosomministrazione vigilata, per capire se questo tipo di sorveglianza può automantenersi nel caso in cui dovessimo vivere anni col virus, non lo sappiamo, e poi anche il tema del testing, molto importante, perché nel documento dell'ECDC sottolinea come nella strategia di lotta al virus è necessario seguire una strategia di testing che sia fluida, applicabile al variare del contesto epidemiologico, che è quello che naturalmente noi abbiamo fatto sin dall'inizio, cercando di applicare via via che variava lo scenario epidemiologico anche delle strategie che fossero appropriate per quel tipo di contesto. Questo è stato il nostro tentativo e la nostra strategia, il nostro metodo. Queste sono le cose più che volevo dire a proposito della variante. Per quanto riguarda i cluster che sono riportati, questi sono alcuni che siamo riusciti praticamente, li ho portati qui a ricostruire, ma non significa che magari oggi non ne siano arrivati altri, quindi è un meccanismo di aggiornamento sia dell'individuazione dei casi che hanno queste varianti, sia della ricostruzione del cluster, naturalmente molto in divenire, che noi costruiamo via via e che quindi ha l'obiettivo di interrompere la circolazione. Poi vi ho portato anche un esempio, un punto sulla situazione scolastica, perché sono dei dati che abbiamo appunto elaborato ieri, perché abbiamo costruito un foglio informativo, un software, o perlomeno una parte del nostro software di biosorveglianza puntato proprio sulla scuola, perché questo ci dà la possibilità di avere un monitoraggio più appropriato al setting scolastico, proprio perché vengono caricate le scuole e non quindi una valutazione dell'incidenza basata solo sulle fasce di età, quindi più specifica, e lo vedete, quindi questo è una fotografia naturalmente della situazione che va dal gennaio al 17 febbraio. Alcuni di questi casi si sono anche chiusi, non sono ancora in itinere, all'incirca sono sui 700 quelli che sono ancora che devono chiudere il periodo di isolamento, e anche quelli che devono chiudere la quarantena. Quindi questo tipo di metodologia ci permette di identificare con più appropriatezza e con più precisione i casi che si verificano nelle scuole, ma abbiamo anche fatto una assegnazione, quindi una suddivisione, se lo vedete in questo grafico a torta, e qui di dove si distribuiscono le positività. E se vedete abbiamo il 4% gli asili nido, il 21% le scuole dell'infanzia, il 25% la scuola primaria, il 16% la scuola di primo grado. Cioè significa, questa è la distribuzione dei casi nelle scuole che sono sempre rimaste aperte. Questi sono praticamente i casi che si sono verificati, però è importante anche quello che viene dopo, perché abbiamo anche valutato quanti di questi casi hanno dato poi origine a focolai, cioè il fatto, voi sapete che abbiamo un protocollo che praticamente abbiamo ricostituito l'applicazione del protocollo, che a seguito di un positivo, se tutti i compagni di classe sono negativi, la scuola, pur essendo in quarantena scolastica come l'abbiamo definito, continua. Quindi abbiamo visto che nel 75% dei casi non abbiamo avuto secondi casi, cioè non ci sono stati casi secondari, mentre in una percentuale più piccola del 16% ci sono stati almeno un caso, nel 7% 2-3 casi e più di 3 casi nel 2%. Quindi questo anche un po' a
rassicurare sul fatto che effettivamente i focolai non sono tantissimi, ma dobbiamo monitorarli in maniera molto, molto stretta e molto importante, e che le strategie che noi adottiamo seguono non solo l'andamento dell'epidemia nella scuola, ma seguono l'andamento dell'epidemia nella popolazione. Quindi la valutazione del rischio va fatta su tutta la popolazione, la strategia specifica all'interno dei vari setting. Questo era un po' quello che vi volevo dire. Allora, grazie dottoressa Russo. A questo punto direi domande alla dottoressa Ricci il più possibile rapide, perché sennò facciamo le 4, e poi domande alla dottoressa Russo. Grazie. Allora, vedo mani alzate, cominciando da qui facciamo prima. Ci dobbiamo invertire, no? Restiamo proprio così. Finiamo la Russo ora. Domande prima la Russo, poi la Ricci. Bene. Ma possiamo rispondere insieme? No, non sentono le televisioni, ragazzi. Già sta lì. Purtroppo dovete... Facciamo prima la Ricci con la Russo, divertitevi un attimo, fate una cortesia così. Poi il gioco della sedia, capito? Se no le televisioni con i microfoni non sentono, purtroppo. Si vedranno per il TG della sera. Anche da Crozza, secondo me. Stiamo per andare nell'edizione delle 19. Dottoressa Ricci e Nicolussi Moro, Corriere del Veneto. Allora, buongiorno dottoressa. Volevo chiederle questo, partendo dalla fine di quello che lei ha detto riguardo alla variante brasiliana, volevo capire rapidamente quali sono i 2 pazienti che voi avete intercettato. Non voglio sapere nome, cognome e indirizzo, per carità, ma volevo capire: sono lavoratori, sono anziani nelle case di riposo, sono studenti, sono bambini, ecco. Poi volevo capire invece un'altra cosa da un punto di vista più scientifico. È stato detto che questa variante sudafricana ha infettato il 70% della popolazione dell'Amazzonia e che viene ritenuta particolarmente pericolosa perché dà adito a delle reinfezioni. Ecco, volevo capire se voi avevate avuto conferma. Questi sono gli studi che io ho letto su questo. E poi l'altra cosa, lei ha detto che in Veneto avete identificato 4 varianti, quindi inglese, brasiliana e le altre 2? Va bene, sì. Questo, grazie. Dunque, la prima domanda lascio poi la risposta alla dottoressa Russo, perché noi vediamo i tamponi e sappiamo dire da dove vengono, ma non abbiamo i dati epidemiologici. Sulla variante immagino che lei si riferisse alla brasiliana. Allora sì, effettivamente si è diffusa molto in Sud America, ma appunto è perché queste varianti che hanno queste caratteristiche di particolare contagiosità facilmente prendono il sopravvento sulle altre, quindi come l'inglese ha fatto questa cosa soprattutto a livello europeo e in tanti altri paesi, in altre aree del mondo diciamo questo sopravvento è stato preso dalla variante brasiliana, quindi questo è vero. E la questione delle reinfezioni è quello che dicevo io prima, cioè sono virus che possono sfuggire alla risposta anticorpale, quindi le reinfezioni possono avvenire per vari motivi. Può essere perché il titolo anticorpale della persona che si è infettata non è sufficiente a mantenere l'immunità nel tempo, può essere perché ormai è 1 anno che noi abbiamo a che fare con questa epidemia, quindi magari è un'infezione di 1 anno fa e il titolo anticorpale è calato, ed effettivamente queste varianti come la brasiliana hanno bisogno di un titolo anticorpale alto per essere bloccate, quindi può capitare che ci si reinfetti. Quando lei dice bisogna casomai ipotizzare un nuovo intervento vaccinale, per tradurlo per tutti noi mortali, vuol dire che in presenza di varianti più aggressive, possiamo dire così, sarebbe necessaria una terza dose? Guardi, non è una cosa che ho detto io, è scritta nel report delle CDC di cui stavamo parlando, in cui si dice che le compagnie che producono i vaccini stanno valutando anche questa ipotesi. Quindi le ipotesi sono quella di modificare il vaccino se necessario, oggi non è necessario ma potrebbe diventarlo, o ragionare anche su una terza dose, ma sono ipotesi e appunto ad oggi su cui le aziende farmaceutiche stanno lavorando. Dottoressa, mi scusi, quando lei dice c'è l'ipotesi di modificare il vaccino,
parliamo della possibilità di modificare i vaccini solo a RNA messaggero o anche ad altri come AstraZeneca? Non si sa? Si possono, ma diciamo sono piccole modifiche, cioè nel senso che non bisogna rifare il vaccino, questo è importante, infatti. Semplicemente delle piccole modifiche che possono ampliare ad esempio il target contro cui il vaccino è fatto e renderlo più efficace. Però ripeto, ad oggi non c'è un'emergenza rispetto alla tenuta dei vaccini, cioè in questo momento i vaccini funzionano, si sta già valutando proprio per non correre dietro ai problemi ma anticiparli, cosa si potrebbe fare nel caso in cui queste varianti producessero questo effetto, ma ad oggi non è così e per la variante inglese, che è quella che da noi è più diffusa, i vaccini funzionano. L'ultima cosa, mi scusi, le altre due varianti, lei ha detto nel Veneto abbiamo identificato 4 varianti. Se vuole le dico la sigla. No, nel senso, sono locali, sono... No, sono quelle che sono emerse in Spagna e in Francia inizialmente all'inizio della seconda ondata e quindi hanno una sigla 20A.EU come Europa 1 e 20A.EU 2. Sono le due varianti che hanno innescato la seconda ondata in altri paesi europei e poi le abbiamo trovate anche da noi ma anche a livello nazionale. Hanno innescato la seconda ondata, sono importanti, sono varianti più diffusive, più aggressive, a più alta letalità? Assolutamente no, hanno solo la caratteristica di diffondersi facilmente perché è stato evidente che si sono diffuse facilmente, ma ormai non sono più l'oggetto della nostra preoccupazione oggi perché ci stiamo occupando di virus diversi. Grazie. Il Gazzettino, grazie, buongiorno dottoressa. Buongiorno. Ho solo una domanda organizzativa sul lavoro che viene svolto, nel senso che se non ricordo male la circolare del Ministero della Salute impone o raccomanda di sequenziare almeno 500 campioni a settimana alle regioni. Volevo capire lo zooprofilattico che capacità ha da questo punto di vista e quindi le chiedo quanto personale viene coinvolto, quanto ci si mette a sequenziare una stringa. Sì, allora, poi magari sugli aspetti cosa richiede il Ministero lascia la parola alla dottoressa Russo. Sicuramente è un compito gravosissimo, ad oggi noi abbiamo circa 20 persone che lavorano solo sul sequenziamento Covid e quindi sicuramente è un impegno molto importante. La Regione Veneto con la delibera di cui abbiamo parlato prima ci aiuta economicamente e questo è estremamente importante e lo dico anche perché altri laboratori in Italia lamentano proprio il fatto di non aver avuto un finanziamento specifico per svolgere questa attività e quindi ci si aspetta che anche il Ministero poi faccia la sua parte nel supportare il lavoro. La capacità è ampliabile, noi facciamo sia dei sequenziamenti completi che dei sequenziamenti parziali per identificare le varianti e questo rende la processività più ampia, quindi possiamo analizzare più campioni. Insomma, ad oggi diciamo che siamo in linea con le richieste per il momento e quindi facciamo fronte a ciò che si deve fare. A completamento chiedevo quanto ci si mette mediamente, una curiosità questa per arrivare. Allora per un sequenziamento completo ci vuole circa una settimana, c'è una parte di proprio analisi di laboratorio, si chiama wet lab, laboratorio umido, nel senso che è quello che si fa con le provette. E poi c'è una parte importantissima e complicata di elaborazione dei dati che anche quella dura alcuni giorni, quindi un sequenziamento completo con tecnica NGS, Next Generation Sequencing, dura una settimana, 10 giorni, poi il sequenziamento parziale può essere molto più veloce. Grazie. Colleghi, domande mi raccomando rapide ed esaustive, grazie. Moscati. Sì, buongiorno, mi scusi, io prima mi era sfuggito un numero, l'incidenza di queste varianti, abbiamo detto che leggendo qui 182 su 182 campioni era del 17,79%, sì. Però prima aveva parlato di una campionatura di 519. Sì. Allora volevo capire qual era l'incidenza delle varianti. Sì, allora per dare questi dati è importante avere degli studi
che abbiano una base statistica. Lo studio che ha la base statistica è quello dell'Istituto Superiore di Sanità, perché ha definito la campionatura in un unico giorno e quindi la prevalenza è del 17,7%. Che parliamo della variante inglese rispetto a che cosa? Ad un generico Covid. A un numero statisticamente significativo di positivi. Su questi positivi, che non si sa che cosa sono, 17 positivi al virus. Positivi, sì, ma che tipo di virus in particolare? Sì. 17 è la variante inglese. Cioè, oggi noi possiamo dire con una certa certezza che il 17,7% dei casi di Covid in Veneto sono rappresentati dalla variante inglese. Perfetto, ecco, questa era per chiarezza. Poi le volevo chiedere, all'inizio lei ha detto che il virus fa il suo mestiere, giustamente muta perché a seconda delle nostre armi che mettiamo in campo. Ovviamente la più facile per noi da capire è quella riguardo all'azione anticorpale, che la troviamo sia, non so, nelle cure oppure nel singolo individuo che nei vaccini, cioè il concetto è lo stesso, giusto? Sì. È l'azione anticorpale. Quello che non ho capito è di altre tecniche tipo il lockdown. Com'è che muta rispetto a un lockdown? Questo non è di facile comprensione. Certo, voi dovete pensare che le mutazioni sono eventi casuali, no? L'ha detto, casuali. Cioè le mutazioni sono quelle che fanno evolvere gli esseri viventi, no? Per cui le mutazioni favorevoli all'essere vivente, in questo caso l'essere vivente è il virus, sì, sono quelle che rimangono perché sono favorevoli. Quindi, ad esempio, l'aumentata contagiosità, no? Il fatto che un virus si diffonda più facilmente, anche ad esempio a maggiore distanza, rende quella mutazione più favorevole se noi manteniamo le distanze. Cioè ha una gettata più lunga. Sì, adesso. Quindi tutte le misure che noi mettiamo, se una mutazione casuale è più favorevole rispetto a quella misura, quella mutazione diventerà prevalente. Ok, perfetto, grazie. Prego. Marchiori. Sì, dottoressa, buongiorno. Le posso chiedere gentilmente di ampliare, spiegarci un po' meglio per quanto riguarda la sorveglianza a Cortina, se i campioni sono stati presi casualmente, se... Anche di quello io non so, solo questa informazione qui, che derivavano da... Io credo che ovviamente nell'ambito dei mondiali siano stati fatti molti tamponi proprio per garantire la negatività. 120.000 mi sembra. E quindi alcuni di quei campioni sono arrivati a noi per la verifica. Va bene, grazie. Poi lei prima ha detto che non è dimostrato che la variante inglese sia più in grado di infettare i bambini. Però è fuori dubbio che soprattutto negli ultimi tempi, insomma negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, effettivamente ci siano stati più bambini contagiati da questa variante. O mi sbaglio? No, allora noi in Veneto non risulta, perché appunto sono pochissimi focolai nelle scuole causati dalla variante, e quindi no, non è un dato, magari è ciò che appare di più all'opinione pubblica, però se noi lo guardiamo in generale e con occhi statistici non c'è questo aumento. Cioè diciamo in proporzione al Covid tra virgolette senza normale variante siamo comunque una proporzione inferiore? Sì. Vabbè, grazie. Dottoressa Russo, il suo turno. Grazie. E poi chiudiamo. Così. Poche domande. Sì, perché abbiamo tutti parecchie riunioni. Allora, rifacciamo lo stesso giro. Nicolussi. Rapidamente, dottoressa, se per cortesia allora ci può dire chi sono questi due pazienti che avete individuato, in quale provincia della Brasiliana, e naturalmente anche riagganciandomi alla domanda della collega, tutti si chiederanno se questi campioni positivi che avete riscontrato a Cortina riguardino atleti, allenatori, pubblico. No. Allora su Cortina rispondo perché non lo so, noi non abbiamo, perché i controlli
Sugli sportivi sono già previsti, insomma c'è un protocollo che prevede questo tipo di monitoraggio per lo svolgimento degli sport nazionali e pertanto regionali e nazionali di una certa fascia, e quindi noi non abbiamo una relazione su questo. Possiamo anche chiedere, ma al momento io non ne dispongo. Come diceva l'assessore, i campioni sono tantissimi perché vengono fatti su tutti quelli, soprattutto sugli sportivi, sugli atleti, ma anche su tutto il gruppo che ruota naturalmente a vario livello sugli atleti. Per quanto riguarda la variante brasiliana, ce l'avete anche nelle slide che vi sono state consegnate, riguarda effettivamente 2 province che sono due ULSS, che sono la 6 e la 3. Abbiamo avuto adesso non sappiamo di preciso qual è stato il caso indice, perché la persona che ha avuto la sintomatologia era stata anche a contatto con persone che venivano da altre regioni, quindi non sappiamo chi ha contagiato chi. Quello che sappiamo è che quello che abbiamo individuato come caso indice ci sono stati poi 6 contatti positivi confermati, tra cui le 2 persone che sono venute da fuori regione e altri 4 soggetti, e poi questi contatti hanno contagiato altre 2 persone, quindi in totale sono praticamente 8 positivi attorno alla persona che è stata individuata come caso indice. Che è quella di Padova o quello di Venezia? Non lo so. Non si sa. Okay. Non lo posso dire, insomma non ha senso. Ecco. Ma noi parliamo di persone... Noi parliamo di persone, non importa. No, ho capito, ma ecco, parliamo di anziani nelle case di riposo? No, non era in una comunità, altrimenti in un setting specifico, altrimenti l'avremmo detto, no? Una persona, insomma, normalmente un adulto che ha manifestato i sintomi, per cui si è richiesta praticamente la tipizzazione, il sequenziamento, e quindi abbiamo avuto questo tipo di esito della variante. Naturalmente volevo dire che, poiché la dottoressa Ricci ha detto che ci vuole un certo tempo, questo rafforza quello che abbiamo detto prima, mentre l'isolamento, la quarantena eccetera devono partire subito, perché quello è importante. Infatti mi interessava anche questo, se per quanto riguarda le varianti il contact tracing deve risalire a 14 giorni prima come era all'inizio, la quarantena viene ripristinata 14 giorni o no? La quarantena 10? È sempre 10 giorni. Perfetto. E fino a secondo 14 giorni per la richiesta, per la ricostruzione dei contatti. E l'ultima cosa, dottoressa, con l'arrivo di AstraZeneca voi lunedì partite con la vaccinazione nelle scuole, partite dalle scuole personale docente, personale della scuola. Ecco, quindi lei ha dovuto rimodulare per l'ennesima volta il piano vaccinale? Allora, il nostro piano vaccinale, l'abbiamo detto, è un piano che individua alcune macrocategorie che sono abbastanza ferme e che, come ha detto prima l'assessore, abbiamo avviato un piano di vaccinazione che va su linee parallele, quindi gli operatori sanitari, i soggetti nelle strutture residenziali, il personale della scuola adesso, e anche abbiamo anche cominciato col personale dei servizi essenziali, ma la velocità di queste linee di avvio dipendono e sono strettamente legate al numero di dosi che ci arrivano. Quindi questo è importante. Voi partirete con gli insegnanti, ma state partendo anche con le forze dell'ordine, l'esercito, i farmacisti? Allora, per quanto riguarda i servizi essenziali, abbiamo praticamente individuato di cominciare con i servizi penitenziari in primis, e poi con altre categorie abbiamo fatto una gradazione che comunque possiamo anche far avere, ma soprattutto abbiamo chiesto a tutte le persone, ai soggetti appartenenti a queste categorie, soprattutto quelli che hanno dei servizi sanitari interni a cui possiamo consegnare le dosi, perché i loro operatori sanitari sono stati già vaccinati, perché facciano nell'ambito appunto delle proprie strutture, delle proprie organizzazioni, i vaccini ai propri collaboratori. Questo ci consente di avviare, come ho detto prima, più linee di vaccinazione, perché se ci vogliamo proprio collegare al discorso delle varianti, una prima indicazione
che viene fornita a tutti è quella di accelerare sul piano di vaccinazione, perché bisogna assolutamente ridurre la popolazione suscettibile. Più riduciamo la popolazione suscettibile, meno impatto in termini di morbosità e di mortalità avremo conseguentemente all'azione di questo virus. Quindi dobbiamo cercare di proteggere naturalmente innanzitutto le fasce più fragili, e quindi andare per età oppure per setting specifici, ma anche cominciare a diffondere la protezione in altri setting, che sono per esempio quello scolastico, quelli dei servizi essenziali. Questo è il nostro obiettivo. E quanti sono quelli i soggetti aventi diritto Allora, abbiamo mandato una nota praticamente sia all'ufficio scolastico regionale, che ci ha risposto, abbiamo raccolto, perché per quanto riguarda il corpo docente lì abbiamo fatto una stratificazione, cominciamo da prima col personale delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e poi andremo gradatamente. Abbiamo fatto questa scelta perché sono le scuole che abbiamo sempre mantenuto aperte e che quindi abbiamo pensato per prime. Per quanto riguarda le forze, gli appartenenti ai servizi essenziali, anche a loro abbiamo inviato una nota perché ci mandano i numeri dei soggetti che sarebbero, diciamo, popolazione per la vaccinazione, e poi se riescono o meno, diciamo, a provvedere con i propri servizi alla vaccinazione. Stiamo costruendo questa tabella con queste numerosità che ci dà poi la possibilità anche di programmare in relazione all'arrivo delle dosi. Appena l'abbiamo completata ve la facciamo avere. Grazie. Federiva. Grazie, il Gazzettino. Buongiorno dottoressa, completamento della domanda di prima. Chiedevo la capacità quindi di sequenziamento rispetto all'indicazione di 500 a settimana. Sì, diciamo che io questa cosa di 500 a settimana non mi ritorna, perché adesso è arrivata anche una circolare ieri pomeriggio, allora ieri sera, anzi erano le 10, dal Ministero della Salute. Allora questo vi dà l'idea quanto lavoriamo tutti i giorni. L'ECDC dice che ogni paese dovrebbe sequenziare almeno 500 campioni, un paese, non una regione, 500 campioni randomizzati nell'ambito, come diceva prima la collega, di tutti i tamponi che vengono fatti, test che vengono fatti a seguito di casi sospetti o di screening. Allora il Ministero adesso, sulla base delle positività che si sono riscontrate nella giornata del 16 febbraio in tutta Italia, ha suddiviso quanti tamponi devono essere sequenziati per ogni regione. Quindi un rapporto di sequenziamento, di sequenziazione in relazione al numero di tamponi positivi relativi a quella giornata, in maniera randomizzata. Per quanto riguarda la nostra regione mi pare siano 64 e quindi praticamente faremo questo tipo. Quindi tutta l'Italia viene, diciamo, sulla base della propria positività, viene fatto proprio perché ci deve essere un calcolo statistico che poi sia rappresentativo della circolazione della variante inglese, di quella stiamo parlando, nel nostro paese. Viene fatto questo tipo, nel nostro paese, quindi in Italia, viene fatto questo tipo di suddivisione statistica. Altre domande? Basta. Chiudiamo qui. La dottoressa Ricci, se può rimanere un attimo a disposizione delle TV, grazie. Eccoci, ben ritrovati, siamo di nuovo in onda. Allora, avete sentito, si è parlato molto in questa lunga diretta, ovviamente è partito il Presidente Zaia parlando di vaccini e chiarendo un po' la partita, questo botta e risposta che starebbe avvenendo a distanza tra le big pharma, Pfizer in questo caso, Arcuri e poi ovviamente la Regione. Zaia ha detto, abbiamo chiesto ad Arcuri di fare una verifica, si starebbero in questa fase analizzando le fiale proposte alla Regione del Veneto, questi 27 milioni di dosi di cui tutto il Paese ha bisogno. Quindi saremmo, e questo è quello che abbiamo capito da questa diretta, saremo in una fase di verifica. Da qui in poi capire diciamo, l'affidabilità di chi sta offrendo dei vaccini al Veneto e il fatto che anche altre regioni starebbero rispondendo alla chiamata per provare a creare una task force e fare massa critica per poter avere anche più voce in capitolo nella trattativa con il governo. E questa è una parte della diretta del punto stampa di Zaia. Poi si è parlato di varianti, ce ne sono 4, avete sentito quelle che sono state
trovate nell'azione di sequenziamento all'Istituto Zooprofilattico, e poi tutto il passaggio con la dottoressa Russo che ha raccontato qual è la percentuale di contagi nelle varie scuole del Veneto, quindi a partire dai nidi, poi le scuole dell'infanzia, quel 25% delle scuole primarie, il 25% appunto dei contagi da Covid e poi a salire. Ne parleremo ovviamente nei nostri approfondimenti, nei notiziari della sera. Io voglio però salutare e ringraziare il nostro ospite che ci ha raggiunto, Alessandro Manera. Buongiorno, assessore al Comune di Treviso. Con lui abbiamo già parlato di questo nuovo assessorato, quello alla Next Generation, di cui lei è titolare, sì. E c'è una grande responsabilità alla sua, anche alla luce di questo nuovo governo, con questo nuovo ministro alla transizione ecologica. Allora, noi adesso abbiamo bisogno del suo aiuto per capire che cosa può fare un ministro alla transizione ecologica, cioè che cosa ci dobbiamo aspettare, che cosa davvero potrebbe cambiare adesso con questo nuovo governo, assessore? Beh, intanto buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Potrebbe cambiare molto. Noi abbiamo, il sindaco ha istituito la delega nel mio assessorato alle politiche comunitarie alla Next Generation, che è cosiddetta Recovery Plan, col governo diciamo precedente, quindi siamo stati precursori, se vogliamo dire. Esatto. Treviso ancora una volta, il sindaco ci ha visto lungo, anche per il suo ruolo di ANCI, ha una visione sicuramente più aperta rispetto al comune, ma spazia chiaramente tutta la regione e in tutto il territorio nazionale, quindi aveva capito bene che quello può essere un punto dove i comuni delle nostre dimensioni possono andare a recuperare delle risorse importanti. Beh, io mi aspetto molto onestamente, ero curioso di vedere chi sarebbe stato anche il ministro, perché era stato annunciato un ministero con queste caratteristiche. È chiaro che un ministero è il Ministero dell'Ambiente, che diventa, fortunatamente io sono assessore all'ambiente quindi sono più che contento, diventa centrale su quello che saranno appunto i fondi per il Recovery Plan. Però io ho letto durante un periodo di circa 10 giorni, ho letto quello che era la prima bozza del Recovery Plan e secondo me va ripresa in mano e rivista completamente, specialmente nelle parti attuative. Cosa mancava secondo lei? Beh, mancava quello che è declinare uno strumento così importante nell'amministrazione pubblica. Nella pratica. Certo, perché e questo si leggeva onestamente, io lo dico, non voglio che sia un termine polemico, però si vedeva che in molte parti era scritto da persone che non hanno mai amministrato a livello locale. Cioè, chiedere alle amministrazioni locali in così breve tempo di fare progettazioni, mettere in piedi progetti, bande di gara, cioè o si varia quello che è lo strumento, cioè dire i bandi di gara possono essere ridotti rispetto all'attuale normativa, le assunzioni delle persone a tempo determinato per seguire questi bandi di gara o seguire le progettazioni vanno fatte in un modo diverso rispetto alla situazione attuale, cioè, altrimenti ci vogliono 4 mesi solo per fare i concorsi per prendere le persone, che in questo momento peraltro sono bloccati vista la pandemia. Cioè, se tutti questi strumenti non vengono variati, cioè poi il più grande strumento, il più grande portafoglio, fra virgolette, a disposizione cade nel vuoto. Quindi declinare uno strumento così importante nella gestione normale è sicuramente il punto fondamentale e secondo me, per come è strutturato non solo il Ministero ma in generale tutto l'assetto governativo, ci sono buone prospettive da questo punto di vista, perché è un mix di ministri, per esempio Giorgetti al Ministero dello Sviluppo Economico, preparati anche amministrativamente, perché ripeto, poi amministrare, io conosco di fama il fisico Cingolani, che è sicuramente un bravissimo ricercatore. Però poi l'ho notato io per la mia professione, calato su un assessorato e quindi lui, figuriamo, sul ministero, ti trovi a far fronte a una struttura organizzativa che non è quella delle società private, cioè hai delle norme diverse, quindi declinare il tutto nella vita quotidiana di un ministero credo che non sarà semplice. Quindi secondo lei dovrà dotarsi della dote della mediazione per riuscire a gestire tutti i vari passaggi di cui si compone una vita politica? Sì, certo, questo sarà lo strumento principe, cioè se non si sa mediare quando si è in politica, perché ricordiamocelo, lui va lì certo come tecnico, ma resta un ministro, quindi un'espressione politica. I tecnici fanno parte del ministero, è una cosa diversa. Io ho una laurea in chimica, quindi nasco come tecnico, poi devo declinare le mie conoscenze tecniche a quello che è l'assessorato, quindi a quello che è la gestione politica della mia responsabilità. Poi ci sono i dirigenti che fanno la parte tecnica. Sarà importantissimo da questo punto di vista vedere quale sarà l'elenco dei sottosegretari, perché credo che in questo caso i sottosegretari, per esempio, dovrebbero avere valenza molto politica
rispetto al ruolo del ministro. C'è un molto nome tecnico. che le piacerebbe leggere tra quell'elenco? Beh, sicuramente un nome del mio partito, io spererei, perché io sono della Lega, quindi spero. Beh, vediamo onestamente, non voglio perché altrimenti... Non anticipiamo, altrimenti... A parte il mio nome non potrei farne mai nessuno, quindi... Ecco, si è candidato No, ufficialmente. no, sto scherzando. Sugli schermi di Antena 3. Allora, pochi secondi di pubblicità e poi torniamo a parlare di transizione ecologica. Vediamo di capire da dove si deve partire per promuovere una vera transizione e uno sviluppo per il Paese. A tra poco. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in lieve calo, ma il tempo si mantiene comunque buono sul nostro territorio. Diamo uno sguardo più approfondito alla situazione di giovedì 18 febbraio. Sul Veneto situazione tutto sommato tranquilla, inizialmente in mattinata tanto sole ovunque, aumento della nuvolosità nel corso della giornata fino a cielo molto nuvoloso in serata, ma saranno esigue le probabilità di deboli fenomeni. Temperature senza particolari variazioni, minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece fino ai 10 gradi. Stessa situazione poi se ci spostiamo sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole vedete su tutte le province, non sono attese piogge degne di nota, il cielo sarà sereno o al massimo velato su tutti i settori. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime invece fino ai 9 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove di fatto non cambia la previsione, anche qui bel tempo stabile senza precipitazioni, locali annuvolamenti ma del tutto innocui. Temperature minime intorno allo 0, massime fino ai 12 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Eccoci ben ritrovati, 14:25, andremo un po' più lunghi del solito, questa diretta non terminerà alle 14:30 proprio per riuscire a dare spazio agli ospiti e ai contenuti che abbiamo preparato per voi. Stiamo parlando di ambiente e di transizione ecologica, lo stiamo facendo con l'assessore all'ambiente del Comune di Treviso Alessandro Manera, ma anche assessore al Next Generation, quindi una persona che sta lavorando dei progetti concreti per riuscire a promuovere una sorta di transizione, in questo caso nel territorio trevigiano, e stavamo insieme ragionando sulla figura di Cingolani, un grande ricercatore, un grande tecnico che però dovrà in questa fase avere un ruolo politico. Quali sono secondo lei le priorità, le prime cose che si dovranno affrontare? Mi viene in mente l'efficienza energetica piuttosto che la mobilità, cioè su che cosa si può partire, ma e soprattutto che cosa si può realizzare di concreto in questo momento? Allora, bisogna partire da un punto. Secondo la prima bozza del recovery plan era stimati circa 50 miliardi direttamente ai comuni. Quindi bisogna capire come verranno normati questi finanziamenti rispetto ai comuni, perché i comuni, con tutti i difetti, sanno benissimo come spendere i soldi. Hanno dei piani già concreti di mobilità, ognuno declinato rispetto al nostro territorio. Per esempio a noi sarebbe bellissimo avere il collegamento tra aeroporto e stazione, il famoso people mover, quindi noi sappiamo di cosa ha bisogno la nostra comunità. Il rischio di non calare troppo dall'alto certi tipi di attività. E questo vale, diciamo, per quello per i comuni. Poi abbiamo delle strutture a livello nazionale che sono soprattutto quelle legate all'energia, che vuol dire efficienza energetica e efficientamento energetico. Sono due temi importanti. Efficienza energetica vuol dire per ogni sforzo che io faccio quanti kilowatt di energia io produco. Quanti kilowatt io produco e quanti ne disperdo arrivando all'utente. Sono due funzioni diverse, cioè io con una candela potrei scaldare una casa se la casa fosse molto efficientata. E questo noi dobbiamo lavorare specialmente sugli immobili pubblici, ma anche dare grandi risorse agli immobili privati per fare questa transizione. Dove? Specialmente al nord, perché al nord, dove chiaramente fa più freddo e dove utilizziamo molto di più
carbon fossile o gas, soprattutto gas, nei periodi invernali abbiamo i maggiori tassi di inquinamento. Per esempio, queste sono le prime funzioni in cui, visto quello che avviene per i PM10 e la CO2 nel bacino padano, noi dobbiamo agire. Questo può essere fatto in diversi modi, dando sovvenzioni tramite la presentazione di progetti agli enti locali, oppure con un piano di ristrutturazione un po' più complessivo, per esempio di tutti gli immobili pubblici legati alla residenza, cioè tutti gli immobili popolari, diciamo, gli alloggi popolari. Questi sono grandi piani però che hanno bisogno, noi abbiamo ancora le case degli anni 50. Da qui il super bonus. Esatto, ma questo può essere incrementato andando verso l'efficientamento energetico, è sicuramente un dato importante. Potrebbe anche, e qui mi permetto di dire, il super bonus essere un pochino facilitato, no? Insomma, sappiamo che già tutte le pratiche stanno mandando in tilt i vari uffici tecnici, perché per realizzare, anche solo capire, fare uno studio di fattibilità per magari un condominio, è difficilissimo, bisogna presentare molte carte, quindi non è così semplice accedere al bonus del 110%. E qui si rifà quello che ho detto prima, cioè un'ottima norma probabilmente, ma declinata sul pubblico in questo momento diventa una tragedia, perché le macchine amministrative pubbliche non possono assumere, cioè le persone stanno andando in pensione con quota 100 e noi non possiamo assumere perché i concorsi sono bloccati a causa della pandemia. Quindi si crea uno svuotamento di persone e dall'altra parte questa grande attività del 110 non può essere seguita da persone preparate e formate molto velocemente. Per esempio, do un suggerimento, se potessimo prendere persone a tempo determinato, architetti, ingegneri, con contratti chiari, non è che bisogna andare a fare cose strane, ma presi immediatamente per sopperire questo tipo di pratiche, snelliremo sicuramente quello che è la macchina. Ma se noi non possiamo farlo perché dobbiamo seguire le norme pubbliche di concorso, quindi 3 mesi e in più i concorsi sono bloccati, ci troviamo in questa strettoia. Ecco, è esattamente il problema che si può avere col recovery plan se non è applicato nella maniera corretta. Quindi un'idea potrebbe essere quella di dare via libera dei finanziamenti di progetti, ma anche e soprattutto ad assunzione di professionisti a tempo determinato che possano seguire nel locale l'attuazione di determinate norme che vanno in una direzione della transizione ecologica. Secondo lei andremo sempre di più verso l'elettrico? Può essere che la visione di Cingolani sia questa, equiparare l'Italia alla Francia? Sì, qui bisogna stare un po' attenti perché spesso, certo, noi possiamo equipararsi alla Francia dove il riscaldamento domestico o la cucina, diciamo, utilizza solo energia elettrica, però lì hanno il nucleare, quindi la richiesta di megawatt complessivi è diversa e non è detto che le fonti alternative ai carbon fossili siano sufficienti, che vuol dire l'irraggiamento solare o l'eolico, per compensare questo dato. Quindi lui da questo punto di vista è un grande tecnico e dirà esattamente: guardate, i megawatt da produrre non ci consentirebbero mai di arrivare a quella condizione. Però certo noi possiamo spingerci in quella direzione. Tutto il settore automobilistico ormai si vede, Stellantis lo sta dicendo, tutte le case automobilistiche stanno andando nella direzione di una produzione di auto o ibride o elettriche. A questo punto pensare di utilizzare una parte del recovery, ove possibile, per una transizione anche delle auto più vecchie presenti con dei bonus, può essere un'idea? Sì, no. Quindi anche un abbattimento dei costi dell'elettrico, certo, per esempio, che adesso oggettivamente non è così accessibile. Certo. Ma faccio un altro piccolo esempio. In questo momento, quando noi mettiamo delle colonnine per ricaricare le auto all'interno della macchina comunale, si sottraggono soldi ai parcheggi, perché sono gratuiti, e quindi a lungo andare si rischia l'effetto che troppe colonnine sottraggano una massa di denaro al comune che arriva dai parcheggi. Come compensiamo questo? Cioè, tutti questi dati, che poi i soldi che arrivano ai comuni vanno nel sociale, vanno nelle opere pubbliche, cioè se questo, diciamo, circolo vizioso, ma il circolo che alimenta quello che è poi la macchina comunale, non viene controbilanciato, si rischia l'effetto immediato di danno verso i cittadini. Quindi per assurdo io faccio una compensazione ambientale importantissima, ma rischio di sottrarre risorse alla macchina sociale. Cioè queste due cose devono andare di pari passo. E chi amministra un comune magari delle dimensioni di Treviso, ma anche i comuni più piccoli, lo sa benissimo. Il drastico calo delle multe va benissimo, perché anche io ne ho prese tante, quindi va benissimo.
che è avvenuto durante il lockdown ha portato a un introito negativo all'interno delle casse comunali, ma questi soldi non è che restano lì, vengono utilizzati per altre attività. Investiti. Quindi bisogna stare attenti da questo punto di vista. Mobilità. Sì. Come può cambiare un piano di mobilità per un paese come il nostro, no? Dove sono ancora gli irriducibili della macchina, dove le piste ciclabili sono ancora troppo poche per poter pensare di cambiare le abitudini delle persone. Però questo tecnico, direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia, quindi una persona che, come giustamente diceva lei, non può avere una visione politica, no? Che cosa può fare, ad esempio, dal punto di vista della mobilità? Che impronta può dare al paese? Beh, in realtà potrebbe completamente stravolgerlo. Cioè noi, è un po' un assurdo, noi abbiamo paesi come l'Olanda, io vado spesso in Olanda per lavoro, dove c'è una mobilità legata alla bicicletta altissima, a qualsiasi fascia di età, in un paese che è freddissimo rispetto al nostro e con alto grado di piovosità. Quindi diciamo che se può venire lì, figurarsi in Italia e figurarsi soprattutto al sud Italia, ma anche da noi, diciamo per 8 mesi l'anno noi potremo andare in bicicletta tranquillamente. È chiaro che però le infrastrutture devono essere conseguenti. Io devo andare su piste ciclabili in sicurezza, che non possono essere dei pezzi di strada dove le macchine o i camion ti sfiorano. Ma per fare questo io ho bisogno di denaro, perché fare per esempio piste ciclabili a sobbalzo per esempio costano molto, e queste possono essere le opere finanziate. Noi nel nostro piccolo, quando il sottosegretario era Vanni Agava della Lega, io sono andato a Roma e abbiamo ottenuto un finanziamento per un pezzo di pista ciclabile di San Liberale. Cioè poi si possono ottenere le cose, l'abbiamo studiato, l'abbiamo progettato e lo stiamo realizzando. È chiaro che noi a Treviso abbiamo studiato la ciclopolitana, ci darebbe un grande aiuto e la stiamo realizzando, avere delle risorse aggiuntive per velocizzare questo, ma sono anche le norme di attuazione di questo, perché se per fare 1 chilometro di strada in Italia, anzi di pista ciclabile, ci vogliono 3 anni, 3 espropri, permessi, tutto quanto. Ok, non voglio saltare il diritto di nessuno, ma non possiamo che la macchina pubblica viaggi a una velocità e la macchina reale viaggi a un'altra. Ha visto cosa sta succedendo a Padova, no? Sono anni che lottano per avere la seconda linea del tram, adesso l'assessorato all'ambiente ha presentato questo piano di mobilità innovativa sempre attraverso il tram, ma i progetti in continuazione sono stati bloccati dai ricorsi dei cittadini, no? Che non vogliono gli espropri dei terreni, anche dei commercianti. C'è una sostanziale difficoltà nell'entrare anche culturalmente in questo nuovo visione. Peraltro una cosa che noto è che i tram, uno strumento molto vecchio, perché in realtà c'è stato un periodo nel nostro paese in cui ambiente e sostenibilità sono stati cancellati, diciamo della generazione di mio papà, così lo diciamo chiaramente. Quelle produttive che dovevano rimettere in piedi il paese. La questione, cioè si diceva togliamo gli alberi dai parcheggi perché sporcano, cioè quella era l'idea. Mentre c'era un periodo precedente, soprattutto gli inizi del secolo, ma diciamo fino al dopoguerra, in cui la sostenibilità ambientale, probabilmente senza saperlo, era una cosa che si vedeva, cioè i tram sono una cosa molto vecchia, no? Eppure è uno strumento molto interessante e molto utile. In molti paesi d'Europa, basta che uno vada per esempio a Budapest, ci sono ancora i tram, sono usatissimi, quindi diciamo non è che dobbiamo scoprire molto del nuovo. Fermo, andiamo in pubblicità, pochi secondi e torniamo a parlare di sostenibilità e non solo. A tra poco. Ben ritrovati ancora in diretta su Antenna 3 con Alessandro Manera. Giusto il tempo per chiudere un po' il ragionamento che stiamo facendo sull'ambiente, sulle nuove prospettive di questo governo, perché poi abbiamo già collegato Eddie Frezza e con lui parleremo di RSA e case di riposo. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora Alessandro, ci sono delle previsioni che ci raccontano che nel 2050 il nostro ambiente, se non imponiamo una frenata ai nostri sistemi di produzione, anche ai sistemi di allevamento intensivo e all'inquinamento, staremo consegnando alle nuove generazioni un paese molto più inquinato, con molto meno verde, molto meno vivibile. Che genere di cambiamento dobbiamo iniziare a fare a partire da subito, e secondo lei siamo già sulla buona strada? Queste previsioni forse sovrastimano la situazione? Sì, secondo me almeno per il nostro paese lo sovrastimano, bisogna dire la verità, perché noi dobbiamo sempre parlare che l'aria, come l'acqua, come la terra, ecco un po' meno, ma in generale non hanno confini, quindi noi dovremmo vedere magari paesi dove
questo avviene, soprattutto i paesi India, Cina, paesi a forte evoluzione, ma diciamo che l'Italia e il Veneto particolarmente, secondo me, non soffrono di questi grandi problemi. È chiaro che si è alzato molto la sensibilità, questo è un fatto importante, questa è la nuova generazione, ha dato sicuramente un impulso, però il fatto di non parlare più di ambiente, ma di sostenibilità ambientale, cioè prima c'era sempre un dualismo tra chi sosteneva l'ambiente e chi sosteneva la produzione. In realtà la sostenibilità cerca di mettere assieme questi due concetti, questo è sicuramente molto importante. Quindi secondo me anche queste previsioni nefaste, io non voglio fare né il talebano da una parte né dall'altra, perché lavoro per una multinazionale, quindi so come funzionano le cose, so che qualsiasi multinazionale in questo momento ha come focus la sostenibilità e non a parole, lo fa veramente. A Treviso, per esempio, abbiamo declinato un piano di forestazione urbana che sembra incredibile dire foreste dentro Treviso, ma che in realtà è riportare aree verdi, che erano aree verdi a pascolo di una volta, a boschi, la cosa più semplice del mondo. Ma basta che uno faccia le foto di tutte le montagne del Feltrino e vede che nel 1950 erano disboscate, adesso sono piene di alberi. Cioè stiamo andando in quella direzione. È chiaro Quindi che forse basterebbero piccoli progetti, e come lei ci diceva, affidati magari ai comuni, a chi è sul territorio, invece che il grande cambiamento epocale che dovrebbe imporre un cambio culturale forse troppo netto. Certo. Questo chiaramente va fatto perché bisogna accompagnare i cittadini in certe scelte. Usare la bicicletta, onestamente, non è semplice per chi poi ha bambini, le borse da spesa, cioè dobbiamo dircelo questo nella vita reale. Come possiamo fare? Per esempio, la consegna a domicilio della spesa con mezzi elettrici, mi raccomando, può essere un'alternativa. Cioè, questo non vuol dire ordinare su internet, io vado a fare la spesa e poi mi consegnano a casa, questo avviene in altri paesi. Certo. Quindi possiamo fare le cose, io non voglio stravolgere la vita, io sono contento di andare a fare la spesa. La sostenibilità parte da qui, anche dai piccoli progetti sul territorio. E da tanto buon senso, io dico sempre, guardate, un tecnico quando vi dice troppi numeri vuol dire che nasconde qualcosa. Il buon senso e la semplicità sono sempre a base delle scelte. Per questo secondo me le amministrazioni locali, senza banalizzare, perché non bisogna banalizzare certi argomenti, bisogna anche avere l'idea di quello di cui stiamo parlando, però devono essere resi chiari e la gente capisce, guardate, la gente capisce molto bene quello che facciamo. Grazie Alessandro Manera per essere stato con noi, buon lavoro insomma a lei e a tutta la squadra del Comune di Treviso. Noi andiamo avanti invece, ci colleghiamo allora subito con Eddie Frezza, lo ringraziamo per averci atteso, oggi è stata una diretta un po' particolare, direttore della Casa Marani, Casa di Riposo, RSA sostanzialmente anche dell'Istituto Bombonzolla. Allora direttore, partiamo dalla grande campagna di vaccinazioni che c'è stata, perché vogliamo un po' capire com'è il quadro, quanti cicli vaccinali sono stati completati e quanta è stata l'adesione. Com'è andata come adesione? Sì, ringrazio ancora per l'invito, mi fa piacere essere qua con voi per parlare di questo argomento. La vaccinazione nelle strutture diciamo che è quasi completata per quanto riguarda l'US 2. È stata fatta sia la prima somministrazione che il richiamo in quasi tutti i centri servizi. L'adesione è stata molto alta per quanto riguarda gli ospiti, quasi il 95%, e superiore al 75, quasi 80% per quanto riguarda gli operatori, facendo una media un po' tra tutte le strutture. Senta direttore, quindi vuol dire che ci sono anche degli anziani che hanno rifiutato di vaccinarsi? Allora, teniamo conto che il rifiuto alla vaccinazione deve essere un attimo distinto tra chi non può essere vaccinato per delle patologie pregresse che sconsigliano la vaccinazione, e gli anziani comunque ne sono quelli che potrebbero avere più patologie, e poi quelli che effettivamente hanno anche rifiutato la vaccinazione. Ci sono stati nelle mie strutture dei casi in cui degli ospiti anche autosufficienti, nel senso che comunque da un punto di vista cognitivo ci sono, hanno deciso di non vaccinarsi. Che ragioni si è dato lei? Ha parlato con queste persone, anche perché stiamo continuando a spingere sulla necessità, no, di una totale adesione al vaccino, anche proprio come senso di responsabilità. Ha avuto modo di parlare con queste persone? Che ragioni le hanno fornito? Immagino anche gli operatori. Più che altro proprio stavo dicendo, introducendo l'argomento operatori, non tanto con gli anziani, perché un'adesione al 95% è un'adesione molto alta. Il discorso invece rispetto agli operatori che operano a contatto con gli anziani, l'80% è una buona adesione, però ci si poteva aspettare di più. Anche qua la distinzione che facevo prima tra patologie pregresse che impongono la non vaccinazione per alcuni operatori, dall'altra parte ci sono anche operatori che
hanno deciso volutamente di non vaccinarsi. Teniamo conto che non è obbligatoria la vaccinazione, è facoltativa e come tutti le informazioni che abbiamo raccolto le abbiamo raccolte tramite internet e quindi c'è una campagna di informazione che è stata fatta dal singolo come individuo con le ricerche proprio per capire se era il caso oppure no di vaccinarsi. E in questo è difficile, scusi se l'ho interrotta, questo è difficile anche entrare poi nelle dinamiche con l'operatore per obbligarlo. Ci si può parlare, si può discutere, si può far capire, però poi è una scelta che è individuale, pertanto. Ma infatti voi come direttori non avete alcuno strumento, no? In questo senso? No, teniamo conto che non è, come dicevo prima, la vaccinazione non è obbligatoria, quindi è facoltativa. Rispetto a questo e finché non ci sarà un obbligo nazionale alla vaccinazione per determinate categorie professionali, quali appunto gli operatori che operano in ULSS o nelle nostre strutture, la vedo difficile. Stamattina è comparsa una notizia sui quotidiani nazionali che racconta che anche il Vaticano avrebbe tirato le orecchie ai dipendenti e avrebbe minacciato il licenziamento ai dipendenti del Vaticano che avrebbero rifiutato di vaccinarsi. Che questo ci ha fatto un po' riflettere, no? Cosa ne pensa di questa notizia? Non c'entra nulla, ma se la vuole commentare con noi. L'ho letta. L'ha letta, ha visto? Sì, ho visto anch'io e non so cosa dire, nel senso che finché non c'è una disposizione nazionale che obbliga alla vaccinazione, come è stato nel passato per tante forme di vaccinazioni che sono state fatte, è difficile dare e uscire da questo loop che si è creato. Quindi secondo me o a livello nazionale si impone la vaccinazione per questi operatori o comunque per queste professionalità che operano a contatto con gli anziani o con pazienti eccetera, altrimenti la vedo gran difficile. Senta direttore, quando potranno i familiari, secondo lei, lei non ha la sfera magica ovviamente, ma rivedere gli ospiti, rivedere i loro familiari, quando si potrà secondo lei ritornare ad aprire? Voi ancora siete chiusi, voi come tantissimi altri, nonostante sia già stato completato praticamente il ciclo vaccinale. Allora, diciamo che la vaccinazione ci dà un po' di sicurezza in più rispetto a tutte le misure che vengono adottate, però questo non significa che ciò impedisca la circolazione del virus all'interno delle nostre strutture, tenuto conto che sul territorio non c'è questa vaccinazione di massa che permette di poter valutare la possibilità di aprire, quindi le strutture anche da le notizie che raccolgo tra i colleghi è quello di mantenere le modalità che si aveva prima nell'anno scorso, quindi attraverso delle strutture di separazione netta e che impediscano il contatto, se non attraverso guanti o comunque con delle modalità tali da evitare la trasmissione del virus. Tenete conto che la vaccinazione riguarda gli ospiti delle strutture, riguarda gli operatori che operano all'interno delle strutture, ma sul territorio la vaccinazione ancora non c'è. Le chiedo di attenderci pochi secondi, dobbiamo tornare in pubblicità e poi siamo subito da lei. Eccoci ben ritrovati ancora in collegamento con Di Frezza, direttore di Casa Marani ma anche del Bonbonzolla. Stiamo parlando di adesione alla vaccinazione, i numeri sono buoni, lei ci diceva l'80% tra gli operatori, il 95% tra gli anziani, però dobbiamo aspettarci ancora per un po' di tempo che non vi possa essere contatto tra ospiti e familiari. Posso chiederle umanamente, personalmente, come è stato accolto il vaccino da molti anziani che di fatto sono chiusi tra le mura delle case di riposo ormai da quasi un anno? Lo vedono come una forma di liberazione, nel senso che lo aspettavano moltissimo, soprattutto perché appunto si sono resi conto che con le chiusure imposte e l'impossibilità di vedere e comunque di mantenere anche all'interno della struttura i contatti che avevano quotidianamente con gli altri ospiti, perché sono state adottate anche delle misure all'interno dell'ente nella divisione dei nuclei, l'hanno accolto molto bene, tanto che subito dopo il secondo richiamo si è anche potuto procedere alla riapertura dei vari nuclei, nel senso
senso di poterli insomma permettere una socializzazione tra di loro diversa rispetto a quella che avevano negli ultimi mesi. Infatti in questo anno, no, un lavoro all'interno di una residenza per anziani come è cambiato? Cioè come siete riusciti a gestire oltre alla paura del contagio anche la necessità di stare al fianco ai vostri ospiti che comunque hanno dovuto rinunciare e stanno rinunciando all'affetto dei loro familiari? È stato un anno difficilissimo da questo punto di vista, nel senso che è stata stravolta completamente l'attività non solamente amministrativa, perché anche da un punto di vista amministrativo ci sono stati tanti adempimenti, ma soprattutto per quello è la parte socioassistenziale e sanitaria, nel senso che comunque gli operatori tipo gli educatori, i fisioterapisti, le psicologhi eccetera si sono dovuti reinventare delle attività destinando maggior parte delle loro alle videochiamate e quando c'è stata la possibilità alle visite con i familiari attraverso questi famosi moduli e quindi riducendo quelle che erano le attività di gruppo, riducendo i progetti, cioè tutto quello che era il quotidiano. Quindi è stato un ripensare veramente all'assistenza. Io devo dire, fare un grande grazie a tutti coloro che operano all'interno delle strutture perché si sono dedicati agli ospiti, forse da un punto di vista umano ancora di più per starli vicino e per sopperire alla mancanza del contatto con i familiari. Senta, ma gli operatori che non hanno accettato di vaccinarsi sono stati non demansionati, ma magari spostati in altre, siccome abbiamo visto, stiamo vedendo, ma non solo nel Veneto ma anche in altre parti d'Italia, che sono tornati dei piccoli focolai all'interno delle case di riposo perché appunto il virus è stato portato dentro da degli operatori, come era già avvenuto in passato, operatori non vaccinati. In questo caso voi avete pensato a dei piani di cambio di mansioni per poter tutelare di più i residenti, cioè gli ospiti della casa di riposo? Guardi, è molto difficile fare un cambio di mansione all'interno delle nostre strutture, nel senso che comunque i numeri previsti dalla normativa regionale in materia di autorizzazione e accreditamento, quindi gli standard che sono richiesti, non consentono queste forme di demansionamento. È ovvio che per chi non è vaccinato, ma comunque a prescindere anche per tutti gli altri operatori già vaccinati, si cercano di mantenere tutte quelle misure di prevenzione, dalla mascherina alla visiera, quando si fanno determinati tipi di attività, in modo tale da evitare la trasmissione del virus. Teniamo conto che la vaccinazione ha una valenza del 95%, ci possono essere casi in cui non produce effetto e quindi anche chi è vaccinato potrebbe contrarre il virus e portarlo dentro. Quindi... Sì, prego. No, quindi la situazione è in evoluzione, poi teniamo conto che gli ospiti che abbiamo vaccinato oggi, domani potrebbero anche non esserci più, ci sono ingressi di nuovi ospiti, quindi c'è da pensare anche alla vaccinazione di tutti quegli ospiti che provengono dal territorio dopo che si è concluso il ciclo di vaccinazioni. E poi ci sono gli nuovi operatori che escono dai corsi OS, i corsi infermieristici, che entrano come prima volta nel mondo del lavoro, che anche quelli devono essere vaccinati al pari degli altri operatori. Ecco, quindi anche questa è un'attenzione. Ecco, allora per questi, quindi per i nuovi ospiti che arriveranno, immagino che poi partano direttamente le pratiche per poter chiedere immediatamente la vaccinazione anche per loro. Sì, noi siamo già al momento dell'ingresso, raccogliamo il consenso o meno alla vaccinazione. Poi ovviamente non è che si può muovere la macchina dell'ULSS per vaccinare poche decine di persone, quindi una volta raccolto un numero congruo di ospiti si chiederà la vaccinazione e quindi l'intervento da parte della task force dell'ULSS per poter vaccinare questi nuovi ospiti appena arrivati nelle nostre strutture. Senta direttore, che cosa si aspetta da questo nuovo governo? Lei che da una vita, insomma, lei ha un curriculum d'eccellenza nelle residenze per anziani, e questo nuovo governo dal punto di vista del welfare, dell'assistenza agli anziani, secondo lei che cosa potrebbe fare? Cioè che cosa c'è davvero bisogno in questo momento? Oltre, ma ad esempio più personale? Allora, riagganciandomi a questa ultima affermazione, diciamo che
A livello di numeri, noi stiamo parlando di una tipologia di anziani completamente diversa da quelli che avevamo nel 2001, nel 2002, nel 2007, che sono le norme regionali che comunque hanno determinato gli standard. Siamo passati a un grado di assistenza maggiore, con maggiore necessità e un maggior fabbisogno probabilmente di personale. Quindi da questo punto di vista, per garantire un'assistenza diversa agli anziani, è ovvio che questo determina anche dall'altra parte un aspetto economico di non poco conto, che deve essere valutato per quanto riguarda appunto le quote che devono essere chieste alberghiere agli anziani e alle loro famiglie. Per quanto riguarda il welfare, va ripensato secondo me radicalmente. Siamo forse in Europa uno degli ultimi paesi in rapporto tra anziani, case riposo e comunque attività sul territorio, quindi va potenziata sicuramente l'attività domiciliare, va fatto sì che chi può possa rimanere al proprio domicilio e poi entrare nelle nostre strutture per ricevere comunque un'assistenza che non può più essere garantita a casa, a domicilio, da chi presta questo tipo di attività. Quindi va un po' ripensato, sì, il sistema a 360 gradi, probabilmente questo è il momento per poterlo fare, no? Si dice che dopo una grande crisi si ripartono in maniera diversa, questo forse è il momento per ripensare all'intero sistema del welfare. Quindi insomma lei è fiducioso che questo governo possa anche, visto che insomma ci sono buone prospettive, che ci sia un cambio di passo davvero grande su molti fronti. Prima parlavamo della transizione ecologica, ancora precedentemente abbiamo parlato dell'innovazione, del digitale, che dovrà necessariamente entrare nelle nostre vite e cambiarle, alzando anche la qualità della vita delle persone. Lei insomma è positivo in questo senso? A livello nazionale c'è già una commissione che sta lavorando in questa direzione per il governo, sta facendo un'analisi, una ricerca di come deve essere il nuovo welfare. Non voglio essere frainteso, nel senso che le case di riposo, le strutture, i centri di servizi devono rimanere, perché comunque devono integrarsi il welfare, cioè il domicilio, con quello che sono le varie strutture socio-residenziali. Sicuramente può essere ampliato anche, possono essere ampliati tutti i criteri di accessibilità, no? Magari a tante persone che non riescono ad accedere ad una casa di riposo economicamente, ma insomma anche proprio per una questione di posti. Probabilmente anche questo, no? È un punto di welfare che in tanti attendono, proprio perché l'età media si è allungata molto, no? Della vita. Certo, può essere ripensato il sistema di valutazione, creare diversi livelli di ingresso, diversificare la quota sanitaria, quindi ci sono soluzioni che possono essere adottate che permettono di venire incontro a queste persone che non riescono ad accedere. Diciamo che la Regione Veneto già a settembre aveva adottato un provvedimento sulla famosa quota sanitaria di accesso, così come l'hanno definita, per venire incontro a tutti quegli ospiti presenti in graduatoria non titolari di un'impegnativa di residenzialità e che entravano a retta piena nelle nostre strutture, quindi a retta privata. E in questo modo la Regione ha cercato di venire incontro a queste persone, però diciamo che si può fare ancora molto e molto di più. Direttore, noi dobbiamo salutarci, il tempo a nostra disposizione è terminato, però vorrei fare un ultimissimo passaggio sulla vaccinazione, perché ovviamente poi è il tema del momento. Adesso vediamo anche di capire se il Veneto riuscirà in questa campagna di approvvigionamento vaccinale insieme anche alle altre regioni, cioè io in qualche modo con l'offerta che è stata fatta a Zaia a mettere l'acceleratore, no? nell'acquisto dei vaccini anche da parte del governo. Lei prima ci ha detto che oltre ad esserci nuovi ospiti che entrano nelle residenze per anziani, ci sono anche nuovi operatori e che a questi viene presentato il modulo per il consenso o meno alla vaccinazione. Può essere questo, per lei che è il direttore, una discriminante per scegliere di assumere un operatore piuttosto che un altro? Cioè può diventare questa una discriminante, un po' come disse Benazzi, stiamo attenti a chi ci dice sì e a chi ci dice no,
perché possa lavorare nelle nostre strutture. Una precisazione prima, nel senso che per quanto riguarda i tirocinanti è una richiesta che abbiamo fatto all'ULSS direttamente, tenuto conto che questi tirocinanti che escono adesso dai corsi OSSE dovranno fare appunto i tirocini, non li fanno solamente nei nostri centri servizi, ma vanno a farli anche all'interno dei reparti dello ULSS e quindi c'è la necessità probabilmente di, visto che devono fare un numero considerevole di ore di tirocinio, che anche questi siano comunque sottoposti a vaccinazione. Rispetto a questo adesso attendiamo una risposta da parte dell'ULSS che spero sia positiva. Dall'altra parte, se rispondere alla domanda se può essere o meno una discriminante, in questo momento non so darle una risposta, perché non ci ho neanche ancora fatto una riflessione in merito. E rimane mi mette un po' in difficoltà questa domanda, nel senso che l'abbiamo braccata. Dobbiamo dare la possibilità a questi tirocinanti di fare l'esperienza, altrimenti non usciranno mai e non conseguiranno mai questo titolo. È per questo che abbiamo chiesto all'ULSS la possibilità di estendere una campagna apposita per i tirocinanti, in modo tale da consentire a noi di poterli accogliere nelle nostre strutture. Li accoglierò lo stesso, nel senso che farò adottare una serie di misure. Certo. Può essere anche un tampone più ravvicinato proprio per loro, per capire un attimo se sono ancora, diciamo così, negativi, e l'adozione di tutte quelle misure di contenimento che sono state adottate con tutti gli altri operatori, perché è una risorsa in questo momento, visto tutto quello che è il travaso dai nostri centri servizi alle ULSS, degli infermieri, di operatori, e il fatto di avere degli operatori che escono dei corsi OSSE per noi in questo momento è importante. Quindi credo che adesso, ragionando così a caldo rispetto alla domanda fatta, non penso che potrà essere una discriminante, proprio per questi motivi che le ho appena detto. Grazie, spero di non essere stata inopportuna, insomma, con l'ultima domanda che le ho fatto. Assolutamente no. A noi ha stupito molto, no? Quando abbiamo fatto dei servizi sulle varie campagne vaccinali, che per esempio la CISL ha fatto all'interno delle aziende, si sono sollevate varie voci, no? Anche attraverso i social ci sono state anche delle minacce, insomma è un tema veramente ancora delicatissimo, c'è questo grandissimo appello da parte di tutti alla responsabilità, ma ci rendiamo conto di quanto il tema sia ancora estremamente delicato, e quindi più riusciamo a parlarne meglio è, insomma, per noi, ma anche appunto per chi ci segue. Grazie per averci risposto. Grazie a lei e grazie ancora per l'invito. Buon lavoro direttore. Grazie altrettanto, grazie. Adesso il tempo a nostra disposizione è davvero terminato, grazie per averci seguito. Vi ricordo che l'informazione su Antenna 3 torna a partire dalle 18:30 con il notiziario del Veneto, poi a seguire Venezia, e alle 19:30 le notizie che arrivano dalla Marca trevigiana. Grazie, buona giornata.